Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi ci saranno ospiti qui in studio Carlo Di Donato del Partito Democratico e Mirko Martini di Idea Giuliana. Se volete come sempre chiacchierare con loro, fare le vostre segnalazioni, potete farlo chiamandoci qui alla diretta. Andremo avanti come ormai consuetudine fino alle 10:15. Avremo la nostra rassegna stampa nella prima ora della trasmissione, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. In questa estate particolarmente calda, così subito all'inizio. Allora vediamo la situazione generale. L'anticiclone di origine tropicale con aria molto calda a tutte le quote rimarrà consolidato sull'Europa, quindi sulla regione la presenza in quota di correnti settentrionali a tratti umide potrà però favorire l'instabilità pomeridiana. Vediamo oggi martedì 23 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso e caldo, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Domani, mercoledì 24 giugno, cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà Borino, farà caldo. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. E vediamo giovedì 25 giugno, cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana dal pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso che successivamente, anche qui non è escluso, possa interessare localmente anche pianura e costa. Possibile qualche isolato temporale più forte. Questa è la tendenza ancora per venerdì 26 con cielo in prevalenza sereno, cumuli pomeridiani sui monti, farà ancora molto caldo, venti a regime di brezza. Questo è il quadro meteo secondo l'Osmer ARPA regionale. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola. Cominciamo con il Piccolo di Trieste, che apre subito con il calvario della Trieste, della pallacanestro Trieste. Matjasic continua a manovrare nell'ombra, il destino biancorosso sempre più intrecciato con quello di Brescia, vendita delle quote, flop dell'offerta di Mauro. La nebbia sul futuro societario della pallacanestro Trieste non si dirada e a complicare le cose la situazione europea di Brescia, divisa in Champions League tra Pala Euro e Pala Leonessa, non aiuta a fare chiarezza. Andremo a vedere anche con il nostro servizio. Poi ancora la Lega, se ne è parlato molto anche ieri, il caso Nord fuori dal tavolo dei temi elettorali, governatori delusi, Salvini temporeggia. Cosa succederà quando le banche useranno l'intelligenza artificiale? È la domanda che si fa Marco Panara sul Piccolo. Poi come cambia l'energia, domani il forum a Trieste. Muore tabaccaio dopo l'incidente in via Locchi, ne avevamo già parlato domenica e vedremo anche il nostro servizio. La crisi di CNC, rivenditore Apple, a conti sfumati e niente stipendi. Da San Vito ad Omio, la birra, la musica, le grigliate, parte l'estate delle sagre. La statistica, i roghi sul Carso meno frequenti ma più devastanti. Vediamo ancora asilo di Roiano, inaugurazione dopo un'attesa di oltre 2 anni, esordio affidato ai centri estivi. Report Sant'Anna, sanità regionale sta migliorando la situazione su 118 liste d'attesa. Anche di questo abbiamo parlato anche noi. Poi clima estremo, il picco del caldo in Friuli Venezia Giulia, fabbriche e cantieri adottano il piano salva operai. Vediamo ancora i commenti. Regno Unito, Starmer lascia, è un po' il titolo che troviamo dappertutto in tutti i quotidiani, è il 6º premier in 10 anni di Brexit, tocca a Burnham. Poi il commento, i sovranisti soffrono la sindrome del tradimento. Vediamo la edizione di Gorizia Monfalcone, si parla anche qui di basket a Gorizia, però gli azzurri già al Pala Bigot, domani il match. Una stretta anti-bivacchi, il comune di Gorizia vara il pacchetto contro il degrado, pattuglie e controlli, sorvegliata speciale l'installazione alla Casa Rossa, via da lì i giacigli abusivi. Qui vediamo il furto beffa,
rubata la bicicletta elettrica del sindaco Ziberna, che vediamo qui appunto in sella la sua bici elettrica. Monfalcone in lutto, falciato in moto in Estonia, muore architetto di 47 anni, dipendente dell'urbanistica appunto del comune di Monfalcone. Maltempo, la Bisiaccaria sotto Fortunale, alberi sradicati. E poi ancora Gorizia, panchina dedicata a Giulio Regeni e film al Kinemax. Un mare di malvasia, Iancris l'Adriatico e il veleggiare lento lungo le rotte del Vitigno, il diario di Bordo. Allora andiamo a vedere gli altri giornali. Cominciamo col Corriere della Sera e come vedete insomma c'è subito la notizia che ci porta nel Regno Unito. Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime. Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità, terremoto politico 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. Meloni smorza il caso Trump ma lui insiste. Poi nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. Agli italiani dico di rispettare gli israeliani, l'intervista al presidente Herzog. Poi ancora le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate, Formia in cella, il compagno anche della madre e il nonno. Caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. L'accusa a Berlino, EPO nel sangue, l'atleta non ho forze per difendermi, Schwarzer, terzo caso doping, innocente ma mi arrendo. Vediamo la Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. Salari, la finta trasparenza del governo e il commento invece di Tito Boeri, qui c'è l'immagine di Starmer con la moglie, che lascia Downing Street. Premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza, ancora un commento di Massimo Recalcati. Dall'Iran sì al ritorno degli ispettori nucleari. Poi l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. E poi ancora fermata la madre delle sorelline, a tradirla è stata una videochiamata. La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, dai Tory ai Labour il decennio perduto. La scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il dibattito sulle regole europee e poi il gigante immobile e le colpe degli stati. Salvini e Vannacci, corsa Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto e un'analisi di Marcello Sorgi sulla Stampa. USA-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori. Il messia del pallone, Leo sbaglia un rigore, poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. E il calcio italiano prova a ripartire da Malago. Il Fatto Quotidiano, la rissa fra John e Margherita, paga i danni, sei scappata, la madre chiede 1,3 milioni, il figlio la attacca e l'eredità degli Agnelli, l'argomento di cui si parla. Avanti un altro, il titolo del Fatto, Starmer ennesimo KO della sinistra bellicista, così legge appunto il Fatto Quotidiano, il fatto che su tutti i giornali, a Londra giura Burnham Farage alle urne. Ancora Pavia, 0 presenze, mai nei talk e TG, la Rai meloniana oscura Vannacci. Benefici sul mattone, Fazzolari, 2 case al mare, ma c'è l'incognita fisco. E poi vita da poltronissimo, calcio Gattopardo in mano a Malagò, salvi i Gravina Boy. Il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, dice il Giornale, terremoto a Londra, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez. Effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la Premier aumenta di 2 punti dopo appunto la lite con il Presidente degli Stati Uniti. Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico, 3 morti. Poi la nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. Libero, Landini, via i ricchi, le ricette dei compagni, il leader della CGIL rilancia
La Patrimoniale attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. E Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Qui vediamo spot del Propal all'azienda pro-Israele. Raffaele Giuliani arruolato da Lavazza, marchio che il suo mondo boicotta. Caos inglese, Starmer lascia, ma il successore sarà pure peggio, è il commento di Libero. Il Sole 24 Ore, nucleare, l'Iran apre alle ispezioni a IEA e torna sul mercato del petrolio. Pizzaballa a Gaza, situazione difficile, l'attenzione resti alta, la crisi nella striscia. Anche qui Starmer lascia, strada spianata per Andy Burnham a Downing Street, le dimissioni del premier inglese appunto. La tassa sui pacchi slitta a ottobre, ci racconta il quotidiano economico, e poi Merz alza il tiro sul caso Commerz, non vendiamo la quota del 12,7%, ancora un attacco alla scalata di Unicredit. Chiudiamo col Domani, Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier, il tycoon annuncia l'ingresso degli ispettori, il tycoon in questo caso è il presidente degli Stati Uniti, in Iran per il nucleare. Il regime invece smentisce. Crosetto, ecco il commercialista del GIN, SRL, socia di un bar, ha sede nello studio di Invitti, nominato ad aprile il sindaco in Avio. Allora qui troviamo questa notizia appunto e vediamo la foto di Guido Crosetto, il ministro della difesa. Prima ha ricoperto la carica di presidente dei lobbisti dell'industria degli armamenti, dice il Domani. Allora andiamo nuovamente sul piccolo e andiamo a vedere le notizie che vengono approfondite subito in primo piano. Starmer lascia, tocca Burnham, il primo ministro britannico in lacrime annuncia le sue dimissioni, rivendica i successi ottenuti alla guida del paese glissando sugli scivoloni. L'ex sindaco di Manchester promette cambiamenti e Farage vuole le urne, l'abbiamo visto un po' su tutti i giornali. Omaggi a Sir Keir sono arrivati da tutta Europa ma non dal presidente degli Stati Uniti, i riconoscimenti. Poi la procedura, il passaggio di consegne dovrebbe concretizzarsi non oltre il prossimo 17 luglio. Andy, il re del nord, la conquista di Downing Street, il laburista Andy Burnham al suo arrivo a Westminster. Primo piano ancora, Trump deluso dai leader, minaccia il disimpegno, torna lo spettro del ritiro delle truppe americane dall'Europa e dalla NATO, e poi la lite con il tycoon. Meloni ora invita ad abbassare i toni. Ma andiamo alle notizie della pagina di Trieste, poi torneremo sull'attualità nazionale e internazionale. Andiamo appunto alla pagina della regione, vediamo che ci sono finanziamenti ai centri estivi dalla regione proprio, inclusione e talenti al centro, 2 linee di intervento della Giunta, grazie al terzo settore attivati 1200 posti al 3602 con gli enti di formazione. Eri ha presentato appunto tutte le novità dei finanziamenti dei centri estivi l'assessore all'educazione e all'istruzione regionale Alessia Rosolen. Noi abbiamo realizzato un servizio su queste nuove linee di intervento in realtà della Regione, una strategia per sostenere le famiglie nel vuoto educativo nei mesi estivi, anche se non di nostra diretta competenza, ha detto l'assessore. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Giornata difficile per i tanti genitori che questa mattina hanno trovato le porte dei ricreatori comunali chiuse o gli ingressi contingentati a un numero ridotto per scarsità di operatori presenti. Il motivo risiede nello sciopero indetto dall'USB e dall'USICIT, mancata sostituzione del personale assente, aumento dei carichi di lavoro e taglio delle ferie estive, mancata tutela del personale precario, insufficienti investimenti a garanzia della fruizione del servizio ricreatori per i minori con disabilità e inadeguato piano di manutenzioni e di rinnovamento delle strutture. Questo quanto denunciato dalle sigle sindacali scese in piazza per protestare davanti al municipio.
Ma allora c'è un impoverimento generale del servizio, noi negli anni abbiamo assistito a una proprio assenza di investimenti nel servizio, c'è una scarsità di incarichi, non c'è una prospettiva e quindi si cercano altri impieghi e tolgono proprio il respiro e il futuro ai ricreatori. Noi lamentiamo che durante l'anno per le sostituzioni del personale assente non ci vengono mandati supplenti, manca proprio una visione a lungo termine. Quindi noi ci battiamo per la difesa, per la tutela dei precari e delle precarie e in particolar modo per delle stabilizzazioni che portino le persone che lavorano nei servizi da tanti anni a venire assunti, a venire stabilizzati. Ci battiamo affinché il punteggio e affinché il servizio prestato per il Comune durante gli anni venga garantito in fase di concorso e quindi possa valere per le assunzioni. Ci battiamo anche perché i servizi restino in assoluta gestione diretta del Comune. E la data in cui indire lo sciopero non è stata scelta a caso. In generale sullo sfondo abbiamo le esternalizzazioni, abbiamo questa cosa che incombe e abbiamo scelto apposta questa data perché il giorno in cui viene inaugurato il nido di Roiano Marinella, che è stato costruito con soldi pubblici, adesso viene dato direttamente in appalto ai privati e quindi siamo qua per la difesa della qualità dei servizi educativi che devono rimanere pubblici, in gestione diretta, accessibili a tutti e tutte e di qualità. Allora, questo era il servizio che era relativo in realtà alla protesta del personale dei centri estivi, dei Ricrestate, che ieri appunto hanno scioperato proprio per tutte le questioni sul tappeto che abbiamo sentito nelle interviste ai rappresentanti dei lavoratori, ma hanno citato naturalmente anche nella loro protesta così i responsabili l'inaugurazione del nuovo asilo Marinella di Roiano, e lo troviamo anche qui sul giornale. Ecco come sarà il nido, l'ultimo atto della piazza. Viaggio nella struttura intitolata all'esule Marinella morta a un anno a Padriciano. Qui vediamo appunto il momento dell'inaugurazione, tutte le varie sale di questo nuovo asilo che finalmente può essere aperto proprio per i centri, in occasione per i centri estivi, ma la protesta appunto riguarda comunque la gestione che rimane fissata come gestione privata. Allora rivediamo insieme il servizio intanto di Gianluca Paladin. Grazie. Asilo di Roiano si parte. Dopo anni travagliati, la struttura di via Montorsino apre i battenti. Oggi l'inaugurazione e dal 1° settembre il nido accoglierà 66 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi. Ma già dal 29 giugno la struttura sarà attiva come sede di centro estivo. Il nido d'infanzia Marinella è stato intitolato in ricordo di Marinella Filipaz, bimba esule istriana giunta a Trieste nel 1955, che non sopravvisse alle difficili condizioni del campo profughi di Padriciano e spirò a soli 13 mesi di vita. Una delle più belle cose che ho realizzato in questi 30 anni da sindaco, un bellissimo regalo a Roiano, e poi sai, mi ricordo le critiche, ma mancherà la luce, guarda che roba, e poi la sicurezza, no? Tu quando chiudi le porte, i bambini sono sicuri, non possono uscire e nessuno può entrare. Con questi tempi che corrono, questa è una cosa molto bella. L'edificio si sviluppa in un'area dotata di spazi dedicati al gioco, al pasto e al riposo. Oltre che di un'ampia cucina, il nido è dotato di un giardino interno alberato di circa 600 metri quadri per le attività all'aperto. L'edificio è stato realizzato nel rispetto dei criteri di risparmio energetico e in conformità con quelli ambientali, impiegando sistemi attivi e passivi di contenimento energetico, quali impianti di riscaldamento a pompa di calore alimentati da un impianto fotovoltaico con pavimento radiante, climatizzazione estiva, tetto con giardino pensile e coibentazione a cappotto delle pareti esterne. Chiude, possiamo dire, l'inaugurazione della piazza di qualche mese fa, quindi arricchisce anche il territorio. Noi ovviamente lo guardiamo dal punto di vista educativo. In queste strutture noi accompagniamo i nostri bambini nella loro crescita. Come dico sempre, la crescita individuale poi si traduce in crescita collettiva e quindi progresso per tutti.
È una struttura, un asilo nido nuovo, pieno di luce, di verde, studiato nei minimi dettagli anche da un punto di vista strutturale, di colori, di attività didattiche, di comfort, quindi una grande soddisfazione, ed è in piena linea con gli indirizzi che abbiamo noi, che ci siamo dati, che è quelli di lavorare sulle strutture scolastiche, sulle strutture della prima infanzia per darle nuove ma anche più sicure, intervenendo con interventi consistenti come questo. E infatti, come vediamo anche sul giornale, sono stati intervistati ad esempio i commercianti della zona, un'occasione per l'intero quartiere. La novità dà speranza agli esercenti in zona, tra genitori e nonni avremo nuovi clienti, dicono, e più vitalità nel rione, solo uno dei tanti aspetti, insomma, della nuova inaugurazione. Ma come vi dicevo, la Regione ieri, sempre nella giornata di apertura del nuovo asilo di Roiano e nella giornata anche della protesta dei lavoratori e delle lavoratrici, appunto degli educatori e educatrici dei centri estivi e della sezione, diciamo così, dell'educazione, ha presentato i suoi finanziamenti regionali per proprio aiutare le famiglie a conciliare i tempi di lavoro e di cura proprio della famiglia e dei figli. Allora rivediamo insieme il servizio. Mirano a sostenere le famiglie durante la sospensione delle attività scolastiche, affrontando il vuoto educativo che si crea nei mesi estivi, ma non solo. Sono gli interventi della Regione per i centri estivi. Il programma, presentato dall'assessore Alessia Rosolen, si articola in due distinti canali di finanziamento: i campus estivi, inclusi nel progetto Attiva Scuola, e il bando centri estivi rivolto al terzo settore. I finanziamenti si propongono di offrire alle famiglie servizi gratuiti o a costi contenuti. L'organizzazione dei centri estivi non è a carico dell'amministrazione regionale, che però in chiave ovviamente di complementarietà, visto il dibattito che si sta sviluppando ormai da anni, ha cercato di fare la sua parte per quello che riguarda tutto il tema della conciliazione dei 3 mesi estivi di stop al nostro sistema scolastico. Particolare attenzione viene posta all'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. I campus di Attiva Scuola, con una dotazione complessiva di 8,1 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, offrono laboratori gratuiti per ragazzi dai 10 a 14 anni, 602 sono i posti disponibili, della durata di una settimana tra fine giugno e fine luglio. Parallelamente il bando centri estivi per il terzo settore è stato sostenuto da circa 549.000 euro di risorse regionali per progetti rivolti alla fascia d'età 3-17 anni. Per consentire soprattutto all'interno dei comuni più piccoli, quelli dove magari i servizi integrativi non sono strutturati da parte delle amministrazioni comunali, di svolgere e sviluppare centri estivi che siano prevalentemente gratuiti o comunque a costo calmierato, che può essere richiesto a rimborso da parte delle famiglie all'interno di dote famiglia, nel plafond annuale che ogni figlio ha a sua disposizione. Il dato importante è che abbiamo lavorato soprattutto sui comuni più piccoli. Allora, torniamo sul giornale La Cronaca di Trieste, vediamo questa notizia: rivenditore Apple, clienti beffati e dipendenti senza lo stipendio. La crisi di C&C tocca il negozio di Corso Italia, persi gli acconti e niente merce. I dipendenti del rivenditore Apple di Corso Italia 28 non vedono la paga dallo scorso mese d'aprile, e anche per i clienti del negozio si avvertono i primi problemi. I più gravi derivano da acconti versati per prenotare dei prodotti che dopo mesi non sono stati ancora consegnati, perché i magazzini si stanno svuotando, non vengono più riforniti e quindi le richieste degli acquirenti non vengono soddisfatte, sebbene in alcuni casi abbiano, come dicevamo, già anticipato centinaia di euro. Quel punto vendita e centro d'assistenza è travolto dalla crisi che sta attraversando la C&C, la SPA pugliese, che rischia di finire gambe all'aria dopo che la TD Synnex, uno dei
dei principali distributori mondiali di prodotti elettronici, che vanterebbe un credito di circa 4 milioni di euro, ha presentato un'istanza di liquidazione giudiziale. Questa insomma la vicenda che sta avendo ripercussioni anche a Trieste. Portovecchio sia innovativo e non operazione immobiliare, nuovo evento del gruppo che vuole fare luce sul project di Costim, presente anche Stars del comitato No Ovovia. Qui vediamo l'incontro di Portochiaro ieri al Circolo della Stampa, terzo incontro dell'anno promosso da Portochiaro, il gruppo di cittadini apartitico e trasversale che da mesi monitora passo passo il complicato iter del project financing di Costim e del comune per Portovecchio, puntando a ripensare il futuro riutilizzo dell'area dell'antico scalo. Il progetto del comune di Trieste Costim mostra una grave lacuna, è stato detto ieri pomeriggio al Circolo della Stampa, ovvero non prevede aree destinate a funzioni culturali e museali, limitandosi di fatto a un'operazione turistico-immobiliare. Attualmente l'unica realtà museale organica attiva nella zona del Portovecchio è quella del Magazzino 26, che ospita l'immaginario scientifico, il Museo dell'Esodo, il nuovo Museo del Mare e vari eventi temporanei. Sogniamo invece, hanno aggiunto i relatori, la creazione di un polo museale diffuso e innovativo che diventi un vero e proprio motore di sviluppo economico, sociale e culturale, un simbolo di rigenerazione urbana. Galleria Carso, previste altre 2 chiusure, poi magari ne parleremo collegandoci con la polizia locale. La Galleria Carso sul raccordo autostradale chiude di nuovo al traffico per lavori, questa volta in direzione Trieste. Lo stop al traffico rientra sempre nell'ambito del programma di chiusura che è stato già comunicato da ANAS e che include interventi che si svolgeranno in maniera non continuativa fino all'inizio di luglio. Guidava il furgone ubriaco, scatta la doppia denuncia. La polizia locale sta concludendo gli accertamenti sul conducente alla guida del furgone bianco che venerdì sera, nell'orario della protesta organizzata dal gruppo contro vecchi e nuovi fascismi, percorreva pericolosamente Corso Italia in contromano. No? In un video si vede il veicolo che fa inversione a U procedendo contromano e a zig-zag prima di imboccare via Embriani tra accelerazione e frenate brusche. L'automobilista è stato poi bloccato all'incrocio con via Mazzini dalla polizia locale. Si tratta di un 40enne triestino con precedenti di professione trasportatore. Dalle indagini non è emersa alcuna appartenenza a movimenti estremisti, era pesantemente però alterato dall'alcol, 1,9 il livello riscontrato. L'uomo è stato fermato da 2 pattuglie in moto della polizia locale, un agente è caduto tanto che il collega ha dovuto estrarre la pistola e è stato portato via in manette. E ci colleghiamo proprio con la sala operativa della polizia locale. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella. Buongiorno. Come va? Bene, tutto a posto. Allora, stavamo leggendo questa notizia di questa persona che guidava il furgone completamente ubriaco, contromano, a zig-zag in Corso Italia, no? Una situazione estremamente pericolosa. Bene. Diciamo che 1.9, se corrisponde al vero, è un bel match come numero, abbastanza fuori. Diciamo, per essere proprio così grezzi, è interessante come gradazione alcolica, ma vabbè, stiamo divagando. Per quanto riguarda il nostro, stanotte trascorsa tranquillamente, nessun incidente stradale, solamente interventi di routine da parte della nostra pattuglie serali e notturne. Per quanto riguarda la giornata odierna, dalle 7:30 abbiamo in nota viabilità per lavori semaforici, questa mattina in Libertà Udine Pauliana, mentre questo pomeriggio, ma non mi hanno scritto l'ora, vabbè, immagino dopo le 14 o dopo anche forse più tardi, Libertà Cavour Ghega Cellini. A questo proposito è stata emanata anche dal Comune, sono state emanate delle disposizioni che riguardano il caldo, che possono valere per tutti, cioè le solite di evitare le ore più calde sia per le attività lavorative e anche
altri tipi di attività. Mi raccomando alle persone che magari usano i veicoli magari di evitare di farlo nelle ore più calde, così per evitare di aumentare il caldo con gli scarichi dei veicoli. Ottimo mi sento di rispettare questa lancia. Continua di sera il Triskel, attenzione, la via Marchesetti è chiusa salendo dalle ore 19:55, bisogna percorrere alternative in loco. Questa sera sono previsti dei fuochi a San Giovanni, presso il Parco San Giovanni, perciò niente paura, si tratta di una manifestazione, una festa, non incendi o altro. La Galleria Carso invece doveva essere chiusa da oggi fino al 2 luglio, abbiamo contattato l'ANAS, ci hanno informato che è stata slittata la chiusura a domani, in quanto pare che stiano anche asfaltando nei pressi. Abbiamo notizie di un po' di congestione del traffico comunque alle altezze del Bivio H, perciò attenzione a chi pratica quelle zone là, ripeto, Bivio H è un po' congestionato. La chiusura ci sarà domani, ricordo, della Galleria Carso in direzione Trieste fino al 2 luglio. Per il resto al momento tutto tranquillo, non fa ancora caldo torrido, ma si percepisce che nelle ore a venire lo farà. Aumenterà, lo farà. Niente, vi ho abbastanza trattenuto, vi saluto sperando di non dover sentirci fino a ora di pranzo. Benissimo, grazie, allora ci risentiamo più tardi, grazie, buon lavoro e buona giornata a lei e a tutti i colleghi. Grazie. Allora, noi dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, 7:33 del mattino, andiamo a ricominciare la nostra rassegna stampa e vediamo la pagina di Trieste, l'apertura con la cronaca e la tragedia, scontro automoto in via Locchi, tabaccaio muore in ospedale. Renato Scodellaro, 83 anni, storico titolare della rivendita di piazza Oberdan. La collisione con la vettura è avvenuta all'intersezione con via Maestri del Lavoro. Trasportato a Cattinara era cosciente, poi il rapido peggioramento e il decesso. La notizia l'avevamo già data domenica nel nostro telegiornale. Ieri abbiamo realizzato un approfondimento sulla figura della persona che purtroppo è deceduta. Qui si legge: era una persona buona e di cuore, e non lo diciamo così per modo di dire, lui lo era davvero. Siamo veramente molto addolorati per quanto accaduto qui, lo conoscevamo tutti da tanto tempo, affermano i commercianti di piazza Oberdan. E lì nella tabaccheria dietro la stazione del tram che l'83enne triestino Renato Scodellaro aveva lavorato per decenni. Allora c'è anche la notizia che è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo proprio per questo tragico incidente di via Locchi. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. La Procura di Trieste aprirà un fascicolo per omicidio stradale a seguito dell'incidente costato la vita all'83enne Renato Scodellaro, che in sella alla sua motocicletta si era schiantato contro un'automobile all'incrocio con via Maestri del Lavoro nella mattinata di venerdì scorso. L'indagine è volta a far piena luce sulle cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. I rilievi del sinistro sono ancora al vaglio della polizia locale, ma stando a quanto filtra l'incidente sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza. Erano circa le 9 del mattino quando è avvenuto l'impatto fra i due mezzi. L'83enne era stato sbalzato sull'asfalto e aveva battuto la testa, rimediando un forte trauma cranico oltre alla frattura di un piede. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto si erano precipitati i medici del 118 con ambulanza e automedica e gli agenti della polizia locale per procedere con i rilievi dell'incidente e la direzione del traffico veicolare. L'anziano, stabilizzato sul posto dai sanitari, era stato poi trasferito all'ospedale di Cattinara. Lì il quadro clinico era peggiorato a seguito di una emorragia cerebrale. Di qui il necessario ricovero nel reparto di rianimazione, dove infine l'uomo è deceduto. Renato Scodellaro era una persona conosciuta in città, storico proprietario della tabaccheria di piazza Oberdan, aveva poi lasciato la gestione in mano al figlio. Renato viene ricordato come un uomo generoso e solare,
Amava stare a contatto con i propri familiari, con i clienti, con gli amici. Tra le passioni, quella di viaggiare in moto, un passatempo che lo faceva sentire ancora giovane. Allora, torniamo sul giornale, andiamo a vedere, torniamo sulle notizie dell'attualità internazionale e nazionale. Qui abbiamo già visto insomma l'addio di Starmer, però si parla di Brexit 10 anni dopo, gli effetti sulla regione, sulla nostra export, impatti soprattutto su vino alimentare, Atenei, crollo della mobilità, insomma questi i principali effetti sulla nostra regione. Il collo di bottiglia, presidente di Confindustria Zamos, doganamenti rallentati di settimane dalla burocrazia. Sono alcuni dei riflessi. Il conto finale sarà più caro, una lezione utile all'Unione. L'analisi di Piero Greco, per oltre 20 anni a lavoro nella City per alcuni grandi gruppi finanziari. Docente al MIB ed economista prestato alla finanza, il profilo della persona intervistata. Slitta la tassa sui pacchi, arriva il commissario per il piano casa, proroga di 3 mesi a ottobre per le spedizioni da fuori Unione Europea, tornano le norme per lo stop alle attività e la cassa e la CIG, per la cassa integrazione per le ondate di calore. Il decreto sulla strategia per le abitazioni incassa la fiducia alla Camera, questi movimenti a livello nazionale. Ancora diffamata da Corona, Meloni testimone al processo, andrà in aula. Il confronto per Milano infiamma la maggioranza, l'accelerazione per scegliere lo sfidante di Sala come sindaco, Salvini e Sardone i più votati nella Lega. Tavolo leghista, fumata nera sul caso Nord, nessuna svolta, non si è discusso del partito o di Vannacci, la delusione dei governatori. In scaletta solo i temi della campagna elettorale, autonomia e sicurezza. L'incontro coordinato da Salvini, prossima settimana nuova convocazione. Ne abbiamo parlato anche noi ieri alla vigilia di questo importante vertice della Lega sul federalismo. Vediamo le reazioni, la rabbia di Zaia, se non si fa il federalismo allora si cambi lo statuto, e noi invece abbiamo analizzato dal punto di vista del Friuli Venezia Giulia quella che è la posizione del presidente Fedriga. Allora rivediamo insieme il servizio. Ma non ci sono ruoli né altro. Stiamo ovviamente facendo una discussione, ma la Lega continua a fare la Lega, continua a portare avanti ovviamente i suoi obiettivi a livello nazionale ed europeo e vogliamo andare avanti in questa direzione. Parole, quelle del governatore Fedriga, pronunciate 3 giorni fa al nostro microfono, che assumono un ulteriore senso di attualità nella giornata che varrà il primo incontro del nuovo tavolo di coordinamento leghista dei territori. Nessun commento del presidente del Friuli Venezia Giulia in vista dell'appuntamento online con inizio alle 18:30 e più che probabile conclusione in tarda serata, se non una smentita, cioè che Fedriga non sarà il coordinatore della nuova iniziativa del Carroccio. Al netto che in politica le situazioni possono evolvere e modificare anche velocemente, questo quanto filtra da Palazzo della Regione dopo che in molti lo avevano già investito di questa responsabilità. Ciò che risulta indubbio è la necessità che questo confronto fra i 19 componenti big della Lega, fra cui il leader Matteo Salvini, Luca Zaia, Alberto Stefani e Mario Conte, riesca a imprimere una sterzata al partito, al momento sotto scacco sia per i dissidi interni che per l'ascesa del generale Vannacci. Tutti gli invitati al confronto hanno accettato, ma resta da capire se la modalità online sarà in grado di far fiorire un confronto vero e decisivo, di quelli in grado, per capirsi, di permettere alla Lega, in occasione del raduno ormai confermato per il 4 e 5 luglio a Mogliano, di cambiare marcia e mettere al centro dell'agenda i temi chiave in grado di far risalire la china al movimento. Allora andiamo alle notizie internazionali, qui siamo nella pagina dei Balcani. Serbia, il movimento studentesco nel mirino della magistratura. L'ipotesi di accusa furono i giovani stessi a simulare l'uso del cannone sonoro nel corteo del marzo del 25. In molti si rivolsero agli ospedali per problemi all'udito o vertigini, ma il ministro evoca il reato
di terrorismo. Sforbiciata in Slovenia ai prezzi di diesel e benzina, effetti positivi dal miglioramento delle relazioni tra USA e Iran anche in Slovenia, dove da oggi gli automobilisti potranno andare al distributore attendendosi un forte calo dei prezzi, calmierati i carburanti sulla rete stradale nazionale in Slovenia. Cosa succederà alle banche con l'intelligenza artificiale? Meglio prepararsi per tempo, è l'argomento dell'attualità sulle nuove tecnologie, vantaggi straordinari ma rischi inediti e i paesi europei non sono attrezzati e questo è un problema. I punti chiave: la strumentazione di politica economica di cui i governi dispongono rischia di non essere adeguata. Il monopolio nel campo dell'intelligenza artificiale, c'è una fortissima concentrazione in pochissime aziende americane e cinesi, altro grosso problema. Attualità sempre: bimbo di 10 anni travolto da un SUV, era in minimoto, il piccolo guidava il mezzo sulla strada provinciale preceduto dal padre al volante di un'auto, soccorsi inutili, il corpo della vittima sbalzato a diversi metri di distanza. È morto in un incidente stradale accaduto ieri pomeriggio in provincia di Avellino. Saluto fascista, vice sindaco si dimette, un errore, me ne assumo la responsabilità. L'episodio nel paese natale del presidente partigiano Pertini, qui lo vediamo appunto fotografato. La richiesta di Margherita, 1,3 milioni da John Elkann, il caso legato alle presunte irregolarità fiscali sulla residenza di Marella Caracciolo. Andiamo ancora avanti, attualità. La mamma delle 2 sorelline è incastrata dalla videochiamata. Le ragazze hanno vissuto per 15 giorni segregate in una camera da letto. La donna è stata condotta in carcere insieme al compagno e al nonno. Secondo gli investigatori il sequestro era stato pianificato da tempo, quindi per 15 giorni hanno vissuto segregate in una camera da letto senza mai uscire, con l'unica concessione della TV. Erano a casa di un'anziana, una lontana parente della mamma, in un appartamento delle case popolari di Formia, a un quarto d'ora da Minturno, il paese dove vivono i loro genitori. Con loro Sara e Alicia avevano un telefonino nascosto nel cartone di un panettone con una SIM registrata a nome di un pakistano. A fornirgliela era stata la mamma, che secondo gli investigatori aveva pianificato da tempo il sequestro dalla casa famiglia in Abruzzo, ed è stata proprio una videochiamata tra le ragazzine e la donna a far scattare il blitz dei carabinieri. Lo shock di Alicia e Sara: vogliamo stare con lei, non volevano lasciare l'abitazione in cui sono state ritrovate, parla il tutore legale, situazione difficile. Sanità pubblica, migliorano 118 e liste d'attesa. Qui si parla della sanità della regione Friuli Venezia Giulia. La fotografia della scuola superiore Sant'Anna per il 2025. In Friuli Venezia Giulia positivo il 63,5% degli indicatori del sistema sanitario, criticità per appropriatezza diagnostica e abbandoni dai pronto soccorso. Ne abbiamo parlato ieri con l'assessore Riccardi che dice: i risultati arrivano dopo anni di investimenti, riorganizzazioni e scelte strutturali. Vediamo ancora dopo, rivedremo insieme il nostro servizio appunto sulle parole dell'assessore Riccardi sulla sanità. RX, risonanze dematerializzate, non serve più ritirare i dischetti. È l'ultima innovazione del fascicolo sanitario elettronico accessibile direttamente da Sesamo. Oltre alle statistiche ci sono luci e ombre, i sindacati chiedono attenzione al personale. Invito al confronto su organici, orari, carichi di lavoro. Allora andiamo a rivedere il servizio su questi dati dell'Istituto Superiore Sant'Anna. Migliora la performance del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia nel 2025, lo rileva il report annuale della Scuola Superiore Sant'Anna, presentato oggi a Venezia e successivamente in una videoconferenza con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Nel complesso il 63,5%, erano il 47% nel 2024, degli indicatori relativi alla regione segna un miglioramento nell'arco di un anno, il 12,6% resta stabile e il 23,9% peggiora. Il miglioramento emerge in particolare
particolare per i tempi di attesa degli interventi chirurgici e per i tempi di attesa ambulatoriale, nella qualità clinica e qualità di processo, nelle cure palliative e nelle coperture vaccinali. Bene anche l'indice di performance nella degenza media e il tempo di risposta alla chiamata in emergenza del 118. L'indicatore relativo agli abbandoni dal pronto soccorso, cioè le persone che rinunciano alle cure dopo averle richieste, permane ancora in area critica, ma in miglioramento. Dal 2024 al 2025 la percentuale degli abbandoni è scesa dal 5,6% al 5,2%, circa 20.000 persone in meno, e in particolare il pronto soccorso di Cattinara, che produce il maggior numero di abbandoni, un fenomeno, è stato osservato, che sconta una cristallizzazione di abitudini nella cittadinanza difficile da scalfire. I dati in peggioramento riguardano invece l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche, che vede il Friuli Venezia Giulia in penultima posizione, subito prima della provincia di Bolzano, con un indice del 30,9%, e quello dell'appropriatezza farmaceutica, sul quale incidono in particolare l'indicatore della dispensazione concomitante di 10 farmaci, il consumo di antibiotici nei reparti e il consumo di colecalciferolo. Restano stabili, anche se in zona d'attenzione, l'assistenza residenziale, l'appropriatezza medica, il costo medio per le diagnosi, l'efficienza e efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, le donazioni di organi e tessuti e le politiche del personale. Allora, torniamo sul giornale, vediamo che c'è sempre a livello regionale un approfondimento sul caldo e il mondo del lavoro. Il caldo cambia il lavoro tra pause più frequenti e ingressi anticipati. Nei campi, nei cantieri edili e stradali, scattato lo stop tra le 12:30 e le 16. Fincantieri si riorganizza affinché il turno mattutino sia quello in cui si concentrano i compiti più gravosi dal punto di vista fisico per le maestranze. Ci sono anche le previsioni e solo l'inizio. Dicono gli esperti del meteo, picco entro il prossimo fine settimana come caldo. Nuova impresa Friuli Venezia Giulia crea gli imprenditori del futuro. Il progetto regionale finanziato con 6 milioni punta a sostenere la nascita di aziende e start-up innovative. Vediamo la pagina di Istria, Quarnero e Dalmazia. Iancris veleggia in Adriatico, segue le rotte della Malvasia. Ancora andiamo avanti, l'economia. Il Monte studia le mosse per fermare l'Opas Intesa. Il board chiede una valutazione di tutte le opzioni prima del CDA del 16 luglio. Sullo sfondo prende quota l'accordo di un'aggregazione con Banco BPM. Tra i vincoli normativi e differenze di valore la strada resta stretta. Ancora Enex Technologies cresce, un'innovazione al mese, sempre nella pagina economica, ma ci spostiamo sulla pagina di Gorizia. Qui c'è domani il forum a Trieste sull'energia che cambia. Vi dicevo la pagina di Gorizia, vediamo il piano per stroncare i bivacchi in città, più pattugliamenti. L'assessore del Sordi dice: fenomeno da estirpare, chiediamo ai cittadini di fornire segnalazioni, disposti controlli dei pressi di Gofarus. In un anno 82 infrazioni al regolamento di pulizia urbana. Qui vediamo alcuni bivacchi proprio sotto la nuova opera che ha riqualificato il piazzale della Casa Rossa a Gorizia. A petto nudo lungo via Carducci, ma non verrà emanata un'ordinanza. Il sindaco dice comportamento da rimproverare, però rimane un caso isolato. E sempre il sindaco si è visto rubare la bicicletta. Rubata la bicicletta al sindaco Ziberna, lucchetto spezzato, adesso la denuncia. L'aveva lasciata sotto casa, aveva anche rimosso la batteria. Ce l'ho da 4 anni, visioneremo le telecamere, in 12 mesi a Gorizia spariscono un centinaio di velocipedi. Alloggi del centro anziani, domande entro il 31 luglio. Qui vediamo appunto gli alloggi del centro anziani di Gorizia. Una panchina per Regeni, giovedì l'inaugurazione, poi il docufilm al Kinemax, sempre a Gorizia. Qui vediamo una bella immagine del ricercatore insieme alla sua famiglia. Estate di interventi ai campi sportivi per adeguamenti e riqualificazioni. Passiamo a Monfalcone, stagione da iniziare, corsa fino a luglio a Marina Iulia.
per il bar da Mario. Pochi giorni fa è arrivata la concessione marittima 221, l'obiettivo è un'apertura almeno parziale dei servizi. L'imprenditore Baldassi dice sono già delineati alcuni lavori, e qui vediamo alcune immagini dello stabilimento al momento chiuso. A breve riaprirà il bar da Mario, e qui vediamo invece Giovanni Baldassi mentre si cimenta in mare con le discipline sportive. Piastrella alzata in Piazza della Repubblica e il caldo. Il danno registrato nell'area riqualificata. Michele Percuzzi attacca il comune intervenga e chiarisca le cause. In vacanza in moto in Estonia muore centrato da un'automobile in sorpasso. Lorenzo Pasqual, architetto di 47 anni, dipendente dell'ufficio urbanistica del comune di Monfalcone, deceduto sul colpo sulla strada da Narva verso Tallinn. Amava girare l'Europa sulla due ruote, aveva lavorato anche a Doberdò e Aquileia. Il cordoglio in municipio, tecnico capace e generoso, dicono di lui i colleghi. Grandine sulla Bisiacaria, alberi sradicati a Ronchi, la furia del maltempo si è abbattuta di nuovo sulla zona del Monfalconese, rami caduti a San Canzian, fiume Iudrio, Lorenzon, un traguardo importante. Vediamo l'immagine. Poi ancora gli avvisi comunali sono su WhatsApp, iscrivetevi al canale sempre a Ronchi dei Legionari. Ancora vediamo Staranzano, l'apertura del negozio Ilios rilancia il commercio locale, mentre a Cormons Felcaro il sindaco dice i lavori sulla frana devono andare avanti. La frana è riferita proprio al maltempo e alla tragedia che aveva spezzato 2 vite proprio nel comune di Cormons. Qui vediamo invece il sindaco di Gradisca di Sonzo Pagotto, la giunta rassicura sugli alberi, la manutenzione è continua. Approvato il rendiconto 2025, avanzo di 548.000 euro invece per quanto riguarda Romance di Sonzo, sempre località interessate dal grande maltempo di qualche tempo fa. A Grado invece moda e prodotti locali, ecco come il distretto promuove il territorio, una sfilata in programma il 16 luglio alle antiche terme per valorizzare eccellenze e tipicità del mandamento. Il Consorzio Culturale del Monfalconese entra nella rete insieme appunto a Grado. Ci spostiamo nuovamente a Trieste per parlare sempre di estate, birra, grigliata e musica, l'estate calda delle sagre da San Vito fino a Domio. Spopolano le sportive del Sant'Andrea e della Palamano, a breve anche il San Luigi, e qui vediamo alcune belle immagini delle sagre estive, un tipico divertimento appunto dell'estate. Impazza il trio Maxino, Furian e Bombacinio, qui li vediamo in una delle loro applaudite esibizioni. Vediamo l'idea di Mamaca per i camper compie 20 anni a Servola, qui dagli USA girano l'Europa. In aumento il turismo in autonomia che ha ormai soppiantato le roulotte. Domani alle 19 Don Malnati riabbraccia la sua Sion con una messa, ci sarà appunto alle 19 una messa sul piazzale dell'oratorio di via Don Minzoni, un'iniziativa nata da un invito rivoltogli da Don Daniele Scorrano, parroco di Notre Dame de Sion. Don Malnati lo scorso 30 dicembre ha compiuto 80 anni e il 6 gennaio 55 anni di sacerdozio. Il libro di Maywald racconta Trieste, conquista le classifiche in Austria, e poi partito il recupero della stradina interna di Viale Miramare. Sul Carso sono meno gli incendi, ma sono più devastanti, e questa è la statistica. Esperti a confronto a Sgonico incidono abbandono dei boschi, caldo e siccità, quindi ci sono meno incendi, però sono più pericolosi, più distruttivi. I fattori: negli ultimi 50 anni il territorio è mutato con il calo di landa e prato, l'origine antropica si può riscontrare nel 95% dei casi. E ci spostiamo a Muggia con una notizia che abbiamo dato anche noi ieri: posizionati a Muggia 3 nuovi defibrillatori, sono stati collocati a Zindis, in via Dante e in via Battisti con il contributo di Comune e Unicredit. Rivediamo insieme il servizio.
Grazie al contributo da 10.000 euro da parte di Carta Etica di Unicredit, più altri 2.000 del Comune, nelle scorse settimane sono stati attivati a Muggia 3 punti di cardioprotezione con installazione di 3 defibrillatori, il primo a Zindis presso la sala parrocchiale, il secondo in via Dante 12 di fronte alla sede dell'associazione Cuore Amico Muggia APS, il terzo al 21 di via Battisti, vicino all'entrata della sede dell'associazione Sailing Lab. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Cuore Amico di Muggia e presentata alla presenza del sindaco Paolo Polidori e dell'assessore comunale Alessandro Orlando e dai rappresentanti di Unicredit e dell'associazione stessa. Una copertura questa che mancava per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, finalmente dopo un iter che in Italia non sono mai semplici, ma anche e soprattutto con la collaborazione dell'assessore Orlando e dell'associazione Cuore Amico siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo con i primi 3 defibrillatori. Non ci fermiamo qua, stiamo vedendo anche di implementare il sistema sia per quanto riguarda la formazione ma anche sia per quanto riguarda l'implementazione dei macchinari. Stiamo vedendo adesso con la polizia locale la possibilità di comprarne alcuni per metterli sulle macchine, sulle pattuglie, per cui di essere anche itineranti in giro per la cittadina. Sono stati avviati inoltre vari incontri di simulazione del massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree e dimostrazione dell'uso del defibrillatore con la presenza di 55 partecipanti, incontri propedeutici ai 3 corsi specialistici con la presenza di 24 allievi ed altri sono in corso in questi ultimi giorni di giugno. Non è solo il mettere il defibrillatore, ma la zona è considerata cardioprotetta. È un progetto che sta seguendo l'associazione Cuore Amico insieme a noi e con l'appoggio di un finanziamento di Unicredit, dove non solo sono stati acquistati i defibrillatori, ma sono state formate persone all'uso dei defibrillatori. E concludiamo questa parte di rassegna stampa con le notizie sportive. Vediamo Pallacanestro Trieste, nuove bizze di Matjasic. L'americano continua a manovrare nell'ombra, il destino biancorosso sempre più intrecciato a quello di Brescia. Vendita delle quote, ignorata l'offerta di Mauro, ex Alma. Ne abbiamo parlato anche noi con un servizio intitolato proprio La Settimana della Verità, che dà conto appunto di tutte queste novità. Allora rivediamolo insieme. Tutto questo non può finire, quindi resta. E la settimana della verità per la Pallacanestro Trieste, venerdì 26 giugno, è la data ultima per completare le pratiche di iscrizione al campionato, presentare le sponsorizzazioni o le fideiussioni bancarie richieste, utili a coprire la cifra di 900.000 euro. Martedì 30 giugno, invece, scade la data ultima per chiedere il trasferimento di sede del titolo sportivo, a seguito della convocazione di un'assemblea straordinaria con richiesta formale da effettuare 3 giorni prima. I ben informati parlano di un Paul Matjasic intenzionato a parlare, chiarire tutto giovedì 25 giugno, ma anche in questo caso rimaniamo appesi a rumors e non ad impegni concreti. Ad ogni modo, da qui a pochi giorni tutto dovrà essere necessariamente chiarito sia sul fronte nazionale che a livello europeo, vista la doppia iscrizione alla BCL. In questo senso, il fatto che la pratica di iscrizione alla Coppa di Brescia sia stata completata inserendo il Palaeur di Roma come campo di riferimento dovrebbe far propendere per una scelta di campo già fatta fra Matjasic e il presidente bresciano Ferrari, ma il regolamento in realtà consentirebbe ai biancoblù anche di giocare la 1 in Lombardia e la Champions nella capitale. Dunque non c'è ancora la certezza matematica che non verrà toccato il titolo di A1 della città della Bora. Qualora andasse tutto nel verso giusto, sarebbe finalmente la volta per il GM Arcieri e il suo staff di varare la corsa contro il tempo per mettere sotto contratto in primis i giocatori italiani. Ricordiamo che Brooks e Iannuzzi sono già andati, Candussi e De Angeli hanno già richieste sul tavolo. In questo caso bisognerà anche capire in che tempo andrà in porto la trattativa con la cordata straniera che ha in animo di rilevare la società, a quanto pare capeggiata da un'altra vecchia conoscenza, l'ex presidente Richard Di Meo, che portò il gruppo Cotogna a Trieste. Non presa in considerazione da Matjasic invece la pista che porta Gianluca Mauro, che potrebbe rientrare in gioco solo qualora la 1 sfumasse e si dovesse ripartire da zero con una nuova società. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo in compagnia di Carlo De Donato del Partito Democratico.
Bentornati in diretta 8:05 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Carlo De Donato, Partito Democratico, quinta circoscrizione. Buongiorno, ben arrivato. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno agli telespettatori. Allora, in questa giornata particolarmente calda, abbiamo visto, però qui in studio si sta meglio, no? Sì, sicuramente sì, è una stata temperatura più accettabile. Un'oretta di pausa rispetto al gran caldo. Però si sente insomma il caldo in questo periodo e lo vediamo insomma un po' anche nelle notizie, abbiamo visto come cambia anche il lavoro, no? Sulle strade eccetera, però nell'attualità colpisce ancora una volta purtroppo l'apertura sia della pagina di Trieste, è stata anche la nostra apertura ieri sera nel nostro telegiornale, questo ennesimo incidente. Noi avevamo dato la notizia purtroppo della morte del signore, ex tabaccaio che è morto in ospedale già domenica scorsa, l'ennesimo incidente, l'ennesimo morto sulla strada, no? È davvero una strage. Sì, in effetti questa è una di quelle situazioni nelle quali ormai ci siamo quasi abituati, è un po' come le morti sul lavoro purtroppo, no? Le morti negli incidenti stradali sono quasi considerate un fattore endemico della nostra società, in realtà invece sono figlie di scelte sbagliate nella gestione e nella progettazione della viabilità urbana che poi hanno questa ricaduta. In particolare a Trieste il problema è che la velocità nelle strade cittadine è superiore a quella che possono permettersi l'assetto delle nostre strade e questo fa sì che si creino questi incidenti che riguardano veicoli ma che riguardano molto spesso, anche troppo spesso, veicoli e pedoni e investimenti e quant'altro. Purtroppo in questo caso appunto in Via Locchi è successo questo scontro tra un'auto e una moto, spesso vengono coinvolti appunto i mezzi a due ruote, no? Abbiamo visto in settimana di investimenti anche gravi, ne abbiamo avuti più di uno. Insomma. È vero, fortunatamente in costante miglioramento, lo diciamo nuovamente, insomma la bambina che è stata investita, la bambina di 11 anni che era stata investita in via Udine, è in costante miglioramento, si trova all'ospedale di Udine e dopo essere stata ricoverata in un primo momento al Burlo per una frattura al cranio e per motivi medici insomma è stato preferito il trasferimento a Udine, ma fortunatamente insomma è in miglioramento, diamo anche questa notizia. Scorrendo le notizie appunto sul piccolo, questa mattina abbiamo visto anche questa iniziativa che sta avendo, insomma è già arrivata la terza iniziativa del comitato, lo chiamiamo così, il gruppo insomma di cittadini apartitico e trasversale che si chiama Porto Chiaro, che vuole fare chiarezza proprio, no, sul futuro del Porto Vecchio, Porto Vivo come si vuole chiamare, e in particolare ci si è concentrati in questo caso sul futuro e sul futuro e l'applicazione del project financing, no, tra comune e Costim, quello che ormai insomma così è stato approvato, no, in comune. Che cosa si è detto? Lei ha partecipato? Io ero presente, ho anche fatto un breve intervento, ma credo che quello che emerga da questa iniziativa è molto importante, che poi è condivisa un po' dalla parte della città che ha guardato nel tempo al Porto Vecchio come a un'occasione di rilancio della città, e proprio la preoccupazione sul fatto che questo progetto di project financing che sta andando avanti, secondo me, con diversi problemi di natura di impostazione e anche normativa, ha una visione molto riduttiva di quello che potrebbe essere la funzione di quell'area nello sviluppo del futuro della città e non tiene conto del fatto che abbiamo la responsabilità in questo momento di fare delle scelte che condizioneranno il futuro della nostra città per decine d'anni, se non addirittura secoli. E quello che manca completamente lì è una visione di insieme di quello che potrebbero essere le attività che possono svolgere in quell'area, che potrebbe diventare strategica, perché si limita semplicemente a un'operazione di natura immobiliare e invece, e questo è emerso in maniera molto chiara
nell'iniziativa di ieri, che ha fatto anche un po' una storia di quelli che sono i documenti che si sono succeduti nel tempo per dare delle idee su quello che dovrebbe essere lo sviluppo di Porto Vivo, emerge molto chiaramente che invece lì sono tante le cose che si possono fare, che si dovrebbero fare e che potrebbero avere un ruolo importante per il futuro della città. Si parlava soprattutto anche di istituzioni museali. In particolare per l'aspetto... Però in realtà non mancano, perché c'è il magazzino 26 che contiene sì, tanti musei. La sottolineatura che veniva fatta ieri è che servirebbe qualcosa di innovativo. Cioè quello che oggi è stato collocato nel magazzino 26 sono strutture che erano già esistenti a Trieste e sono state semplicemente ricollocate, trasferite. Chiaro. L'idea è quella che serve comunque qualcosa di creativo, così come servirebbe qualcosa di innovativo per quanto riguarda l'aspetto economico, imprenditoriale e quant'altro, perché limitarsi semplicemente alla residenzialità è chiaramente riduttivo. C'è poi un tema che secondo me, io infatti è stato un po' oggetto anche del mio intervento, che è importante. Noi viviamo in una città che ha tutta una serie di contraddizioni e che ha una parte urbana che è molto soffocata e soffocante, nel senso che in particolare ad esempio nella quinta circoscrizione c'è una concentrazione urbanistica molto forte. Allora l'idea potrebbe essere quella di un'apertura della città lungo la costa, potrebbe anche consentire di recuperare spazi urbani da riqualificare in altre aree della città, soprattutto con in questi giorni il gran caldo ci ricorda che noi abbiamo bisogno di creare nuovi polmoni verdi, no? Verde, no? Quindi se noi non utilizziamo questa occasione anche per questo, credo che perdiamo un'opportunità importante. Un'opportunità per il futuro di Trieste. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Volevo intanto ringraziarvi, ringraziare lei, professor Bucarella, per il consiglio che ci aveva dato. Noi un paio di settimane fa io ho chiamato la vostra trasmissione per il discorso delle buche che ci sono tra via Vignola, Livaditi, Buonarroti. Abbiamo fatto questa mail, abbiamo contattato la sesta circoscrizione e niente, chiediamo comunque se anche voi come Tele4 venite a fare un servizio, perché ci sono delle buche di oltre 30, 40, 50 centimetri e c'è addirittura Mi ricordo. Sì, c'è addirittura un buco che va abbiamo messo dentro il metro, va oltre il 1,30 m, che si sta aprendo pian piano sulla via Buonarroti da parte alta. Quindi mi ricordi le vie Vignola, Vignola, Pietà, Livaditi, Buonarroti. Adesso noi abbiamo mandato la mail, come ci ha detto appunto mi sembra la dottoressa Leone della sesta circoscrizione. Volevamo chiedere al gentile ospite anche se può sollecitare in qualche modo, se potete venire a vedere, perché veramente sono delle buche che possono creare problemi, a parte le macchine, i mezzi, ma se qualcuno casca si fa male. So che anche uno in via Pietà è cascato col motorino, con il scooter, è andato comunque a tanto soccorso dopo. Quindi se potete comunque magari effettuare anche voi un servizio telegiornale per far vedere insomma la situazione in cui versano queste vie, perché effettivamente è da parecchio tempo. So che in via Vignola c'era stato un gruppo di cittadini che avevano già fatto qualche mese fa una segnalazione, ma per adesso i buchi sono sempre là. Capito. Allora, questa è una segnalazione che riguarda appunto la sesta circoscrizione, però comunque anche il nostro ospite, magari se avete qualcuno in sesta potete sicuramente passare la segnalazione. Io sicuramente trasmetterò la segnalazione ai miei colleghi della sesta circoscrizione, però credo che il tema che è stato rappresentato dal telespettatore sia un tema che purtroppo riguarda aree della città molto più vaste di una singola collocazione in un punto della sesta circoscrizione. Noi in particolare in quinta abbiamo tutta una serie di problemi che sono ben lungi dall'essere risolti. Ecco, e anche qui insomma questo quadrilatero di strade è un problema abbastanza diffuso quello del fatto che si creano avvallamenti, buche
nella carreggiata, con il rischio chiaramente soprattutto per i veicoli a due ruote. Sono quotidiane le segnalazioni, è vero, su questo, sia sulla carreggiata che poi i marciapiedi. Quelli sono particolarmente pericolosi poi per chi va a piedi, no? Ma in questo caso parlava non solo di auto ma anche di motociclette. Per cui è chiaro, se c'è un avvallamento, una buca in carreggiata, i veicoli a due ruote sono ad elevato rischio. Sono i più penalizzati, assolutamente. Allora, c'è un'altra segnalazione che ci arriva dalla signora Sonia, ci manda anche la pagina del Piccolo di qualche tempo fa, del 10 marzo del 25. Vediamo Largo Pestalozzi, e quindi questo ricade assolutamente nella quinta, San Giacomo proprio. Allora, Largo Pestalozzi, la rotatoria diventa definitiva con 670.000 euro. Doveva essere una soluzione a tempo durante i lavori nella Galleria Foraggi, dopo 1 anno e mezzo trovati i fondi, e la signora Sonia si domanda che fine hanno fatto questi fondi per realizzare quello che ancora non è, cioè ancora così all'aspetto provvisorio perlomeno, no? Di una rotatoria ancora con i New Jersey, come si chiamano insomma queste strutture. È una buona domanda che noi vorremmo fare all'assessore Babuder, il quale quando ha presentato prima della rotatoria provvisoria determinata dalla famosa chiusura della Galleria Montebello, aveva già individuato in Largo Pestalozzi l'esigenza di realizzare una rotatoria. Noi abbiamo chiesto ripetutamente di poterci confrontare con l'assessore Babuder o comunque con i suoi tecnici per valutare le scelte tecniche che venivano adottate. A quell'epoca, considerati anche la rapidità con cui è stato dovuto realizzare la cosiddetta rotatoria provvisoria, non c'è stata possibilità di avere questo confronto. Noi abbiamo avanzato alcune perplessità sulle soluzioni tecniche adottate, adesso stiamo aspettando di capire effettivamente quali sono i tempi, ma questo che credo che sia solo un altro dei tanti episodi in cui questa amministrazione dimostra quantomeno una inadeguata efficienza nella realizzazione delle opere. La famigerata Galleria Montebello è stato un esempio, ci dovevano volere, mi pare, 40 giorni, sono diventati quasi 2 anni, un anno abbondante. Insomma. E quindi questo purtroppo è un grande problema che i cittadini rilevano, perché anche se si interviene, se il provvisorio diventa definitivo, ha problemi sulla efficacia della soluzione, sulla condizioni, vivibilità delle cose, l'aspetto anche estetico che non è da meno, insomma. Quindi... La signora dice anche è pericolosa anche in caso di bora, perché probabilmente queste strutture magari si spostano in qualche modo. Oppure sì, adesso credo che siano stati presi dei provvedimenti per consolidare, però questo mi preoccupa ancora di più, perché se tu hai consolidato il provvisorio vuol dire che il definitivo è ancora lungi da venire. Lontano, insomma, chiaramente. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Dino di Noi Pensionati. Buongiorno, allora, signor Dino. Ecco, volevo chiedere al suo ospite, a parte che la città della Costituzione, non so se partecipa, se c'è anche la strada che si porta a Borgo San Sergio. Io voglio far notare che ogni volta che si fa un'opera stradale, che devono mettere dei cavi, o diciamo per le reti varie, per le trasmissioni naturali, poi rattoppano e ci sono degli guidi perché sono sconnessi, cioè il manto stradale non è uniforme, ma ha dei sobbalzi, cioè degli rialzamenti, e che comporta veramente il disagio anche per chi usa i motorini. Ieri per esempio guardavo di fronte al produttore di benzina per ritirare a Borgo San Sello, e cioè, io dico, ma non c'è nessuno che va a controllare una volta terminati i lavori se hanno fatto, diciamo, un'opera d'arte, nel limite del possibile, di pianare la strada senza fare questi sobbalzi. Cioè, sono veramente dei disagi enormi, come appunto si stava parlando adesso della rotonda di Largo Pestalozzi. Là, quando si lavora scusa i birilli, che erano quelli plasticati, no? Che sono tutti plasticati. Allora io dico, un po' di buonsenso dovrebbe essere già prima, pensare, perché prima o poi può succedere anche, diciamo, qualcosa di grave. Ecco.
Detto questo volevo chiedere una cosa al suo che parlava prima di Porto Vivo. Sì. Ma Porto Vivo oggi come oggi non abbiamo ancora nulla, non sappiamo ancora nulla cosa farà, a parte la parte immobiliare che si sta parlando. Ma a me sembra una cosa che là sono stati coinvolti i grandi centri finanziari di Trieste, tipo le Generali, l'Allianz, o addirittura anche la parte di ricerca universitaria. E come mai tutti quei magazzini che si potrebbe fare veramente un centro di ricerca importante, basta vedere che a Trieste abbiamo per esempio la cardiologia ultimamente ha fatto delle cose enormi nella ricerca, no? Non si potrebbe coinvolgere anche giù, quel posto che è un posto fantastico a incrementare questi studi di ricerca e universitari. Poi volevo chiedere una cosa soltanto, dire una cosa, Micarela, stiamo continuando a raccogliere le firme per la sanità in largo barriera. I cittadini che hanno la volontà di firmare per l'innalzamento del ticket sanitario da 36 a 50 mila euro, se passano di là, siamo anche là anche oggi. Grazie. Grazie della telefonata, signor Dino di Noi Pensionati, buona giornata. Allora, più temi, no? A cominciare dalle opere stradali e questi rattoppi che non piacciono a molti perché rendono poi il manto stradale particolarmente così accidentato. Credo che l'ascoltatore abbia messo il dito in una delle piaghe della nostra amministrazione. Si fanno molti interventi sulle strade, ma si fanno in maniera evidentemente inadeguata. Cioè, quando un caso o due possono anche essere dovuti a situazioni particolari, quando questo problema si ripete, allora vuol dire che c'è qualcosa, come dicevano gli antichi, insomma, di diabolico e non di sano, insomma. E questo è sicuramente un problema che deve essere affrontato dagli organi tecnici dell'amministrazione comunale. Questo è mestiere loro. Come sempre in questi casi la politica, l'assessorato, l'assessore ha la responsabilità dell'indirizzo politico, ma poi gli uffici tecnici sono quelli che hanno la responsabilità tecnica. Se certi problemi si ripetono vuol dire che il lavoro sotto il punto di vista tecnico non è adeguato e su questo bisogna assolutamente intervenire. Ed è una delle cose che sicuramente come circoscrizioni segnaliamo in maniera ricorrente, per cui è un problema che ci è ben noto e su cui cerchiamo di intervenire, ma ottenendo al momento scarsa soddisfazione. Sulla questione di Portovecchio, anche in questo caso l'ascoltatore ha messo il dito in uno dei grandi problemi del progetto Costim e in generale di come è stata affrontata la questione, perché è evidente che un piano di riqualificazione di un'area così vasta e così importante non può prescindere dalla ricerca dei finanziatori, e questo è stato uno dei grandi punti critici di come è stata condotta la vicenda in questi anni, perché evidentemente l'amministrazione comunale non ha saputo fare quell'opera di convincimento da parte dei soggetti in grado che a Trieste sono presenti, e questo l'ascoltatore lo ha messo in risalto in maniera molto chiara. A Trieste sono presenti soggetti che avrebbero le capacità imprenditoriali per poter investire in quell'area in maniera mirata. Quello che probabilmente manca è proprio quello di cui parlavamo prima, una visione di quella realtà. Se quella realtà se tu non solleciti quelle che sono le grandi opportunità che potrebbero essere sfruttate, in che modo la città di Trieste vede il futuro dell'area di Portovivo, come oggi lo chiamiamo, ma non mi sembra che sia tanto vivo, è chiaro che è difficile raccogliere i conseguenti investimenti. E quindi il lavoro che bisogna fare, che sarebbe utile poterlo fare tutta la cittadinanza insieme, con un confronto aperto, senza contrapposizioni fra maggioranza pro tempore e opposizione, ma in una visione di insieme, e credo che ce ne sarebbero le possibilità, perché questa città esprime
capacità di analisi, professionalità, idee in grado di dare una risposta e io credo che il convegno di ieri sia stato un esempio di questo. Se si entra in questa logica positiva, allora sicuramente si possono trovare. C'erano stati anche nel passato alcune manifestazioni di interesse che poi si sono perse. In realtà invece ci troviamo di fronte a un progetto che parla solamente di edilizia e a quel punto di un'edilizia che forse non è quella che servirebbe a Trieste, perché è un'edilizia di costo molto elevato e quindi rivolta a una determinata tipologia di possibili acquirenti e quindi darebbe anche alla città avrebbe un impatto di una trasformazione su quello che è il tessuto sociale della nostra città che è tutto da valutare, insomma. Tornando alle buche nelle strade, c'è la vignetta di Marco Inglaro. Maidisi che al pronto soccorso arriva sempre meno veccetti con caviglie storte causa in marciapie. Sì, perché adesso casca direttamente dentro. Grazie a Marco Inglaro, subito sul pezzo. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? Sento il ritorno della mia voce, credo sia caduta la linea, ci dispiace, allora invitiamo il nostro telespettatore o telespettatrice a richiamarci eventualmente. C'è ancora una mail da parte di Roby che dice: buongiorno, si potrebbe parlare del DDL 1552 caccia per informare la gente di ciò a cui si sta andando incontro con un'eventuale sua approvazione. Allora, non lo conoscevo, vedremo di io non sono un esperto in materia, però sicuramente è un provvedimento che ha l'attenzione soprattutto dei naturalisti, perché sembrerebbe possa avere degli impatti molto negativi per quanto riguarda tutta una serie di specie protette e anche e soprattutto sul modo in cui il nostro paese regolamenta e vive un fenomeno che è sicuramente fortemente impattante rispetto alla fauna del nostro, che già di per sé non gode di buona salute purtroppo nel nostro paese. Quindi potrebbe avere un impatto ancora peggiore, insomma. Cercheremo magari di approfondire il tema caccia, forse non è molto sentito dai triestini in generale, da cittadino meno, ma insomma, ma chi però vive... è vero, chi è attento in particolare alla tutela degli animali poi sicuramente si preoccupa preventivamente. Allora, invece Davide ci scrive: non ho mai capito a quale modello Albania si riferiscono i politici di destra. Il centro di identificazione per 3.600 persone all'anno da come era nato, il CPR, copia dei CPR sul territorio italiano ma solo enormemente più costoso, o altro sistema che non può funzionare senza accordi bilaterali con i paesi di provenienza, che hanno il grosso problema che i paesi stranieri non hanno né voglia né interesse a firmare. Insomma, questa è la domanda un po'... Beh, una bella domanda. Una bella domanda, no? È una bella domanda che riguarda, che chiaramente riesce un tema di carattere molto generale su cui forse diventa anche difficile fare un approfondimento adeguato in questa occasione. Sicuramente il modello Albania non è la soluzione di un problema che continua a essere chiamato emergenza, ma non è assolutamente emergenziale, perché le grandi migrazioni accompagnano la storia dell'uomo e quindi che l'uomo si muova per cercare condizioni di vita migliori rispetto a quelle che ha dove è nato è un fenomeno che fa parte della nostra natura umana e che chiamarlo emergenza significa non affrontarlo in maniera efficace. Poi adesso diventa difficile in questa occasione entrare nel merito di tutta una serie di aspetti, sicuramente quella non è la soluzione e si sta dimostrando, perché anche quando si è ottenuta una modifica dell'impostazione di alcune norme europee per renderlo operativo, si è visto che comunque ci sono degli ostacoli anche sotto il punto di vista delle normative europee che non consentono a quella soluzione di essere efficace. È un po' quello che diceva il signor Davide. Esatto, allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei.
E volevo semplicemente entrare nel merito della programmazione della città, quindi Porto, come si chiama adesso, Porto Vivo, quale sarà, eccetera. Sì. Allora, io sono stata consigliere comunale fino agli anni 2000 e c'erano dei progetti molto interessanti sull'utilizzo di quei chilometri quadrati che rappresentano il vecchio porto austro-ungarico triestino. E poi alla fine, a distanza di ormai 25 anni, vediamo che il tutto è condito fantasiosamente da idee assolutamente poco geniali, cioè riempire le strutture che erano tra l'altro dei contenitori per mettere merci di cose fantastiche, fantasmagoriche, che poi non sono tali. Il trasporto dei dipendenti regionali dalle sedi regionali al porto, il passaggio di qualche facoltà universitaria, di qualche scuola superiore, e contemporaneamente l'utilizzo del magazzino 26, che in realtà potrebbe bastare perché è immenso e ha tantissimi spazi ancora vuoti per attività culturali, e poi quei due contenitori, quelle due scatole terribili gestite dalle generali per quanto riguarda il centro congressi, che viene utilizzato pochissimo e quindi sicuramente non serve né per l'economia della città né per l'economia delle culture varie. E poi quel grande viale alberato dove si corre di sera, di notte, eccetera, con i lampioni sempre accesi, è inutile anche perché la quantità di gente che frequenta il Porto Vecchio non è sicuramente tale. Quindi mi domando se questa città, rispetto a questa scelta, che ancora non è definitiva, perché tra l'altro non ci sono, come diceva il vostro invitato, non ci sono progetti di imprese private, eccetera, che potrebbero condire di significato quei luoghi, e credo che abbia bisogno di una consultazione popolare, di una specie di assemblea dei cittadini per decidere che fare, perché altrimenti corriamo il rischio di andare avanti ancora 50-100 anni senza nessun tipo di certezze. L'altro problema che mi pongo è la qualità dell'aria rispetto alle navi da crociera. Per fortuna sta finendo Marghera e quindi torneranno dall'altra parte, però resta sempre un problema, non è possibile continuare a vedere quei retro di nave attaccati alla faccia della gente che cammina per le rive. Ecco, mi scuso per la lunghezza della considerazione. Capito. Che non ha portato a nulla se non sottolineare la incapacità di questa giunta, ma anche di quella regionale e anche del governo, e non entro nel merito della funivia seggiovia, come si chiama, Odovia, che aveva dei percorsi che ormai sono per fortuna già cancellati e mi auguro non siano definitivamente cancellati. Capito. Ecco, grazie a lei, buona giornata. Immagino condivida gran parte del Sì, sicuramente, volevo solo integrare quello che è stato detto dall'ascoltatrice con un fatto. In realtà non è vero purtroppo che non ci siano idee, c'è un'idea ben precisa che è quella che è alla base del progetto Costing. Ecco, la signora diceva non ci sono idee geniali. Ecco, sì, però è giusto che gli ascoltatori abbiano presente che al posto delle idee geniali ci sta un'unica idea, che è quella di una riqualificazione edilizia. Punto, non c'è altro. E questo è il vero problema, perché si porterebbe dietro tutta una serie di conseguenze che adesso diventa forse anche noioso approfondire, ma l'idea di avere un quartiere che è sostanzialmente residenziale, non abitato, perché chi comprerà quella casa non la comprerà a quel punto per andarci ad abitare, la comprerà per fare un investimento immobiliare, perché parliamo di immobili che costeranno cifre non paragonabili al valore degli immobili triestini, quindi parliamo di case che costeranno come Milano, come le grandi riqualificazioni del centro di Milano, che saranno comprate da qualcuno che compra un asset, fa un investimento, non ha un progetto di vita su Trieste, no? Questo deve esserci evidente. E questa è una conseguenza che noi pagheremo per il futuro della città, perché quando gran parte dell'area diventerà di proprietà privata di questi soggetti, perché faranno solamente una speculazione di tipo immobiliare, le conseguenze saranno, credo che siano evidenti agli occhi di tutti. L'idea invece
e che a questo debba essere solo una delle componenti di un progetto molto più ampio che veda gli aspetti appunto culturali, gli aspetti ricreativi, ma anche aspetti di natura produttiva, industriali, innovativi. Per quanto riguarda le navi da crociera, credo che sia un altro dei grandi problemi della città. Insomma, l'impatto delle navi da crociera sulla vivibilità delle rive è evidente. Si stanno facendo degli interventi, degli investimenti per limitare l'impatto sotto il punto di vista dell'inquinamento, speriamo che siano efficaci, che si completino nel più breve tempo possibile. L'idea però che grandi navi di quelle dimensioni ormeggino davanti a Piazza Unità, per me personalmente non è una grande idea, ma le soluzioni alternative sono tutte da studiare, da verificare. E credo anche lì che ci sarebbe da ragionare molto su quello che dovrebbe essere, perché anche lì c'è sempre un'idea dello sviluppo della città che probabilmente è un po' asfittica. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia della consigliere della quinta circoscrizione del Partito Democratico, Carlo De Donato. Allora, abbiamo subito una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Franco. Intanto prima roba, come deve parlare dei busi per le strade e cascare la linea, che è un effetto a catena. Però via questo. Però il fatto è che è da 35 anni che si parla del Porto Nuovo, Porto Vecchio, no? E penso che alla fine dei lavori, se tutto va bene, la Bucarella sarà bisnome, quando le darà qualcosa di positivo. In Egitto, nell'antico Egitto, si ha fatto 1500 piramidi. Dunque andiamo avanti a parlare, un esempio naturalmente lo mettiamo in campo anche su quello che riguarda la Gabinovia, va bene? Che si è parlato per 6 anni, dopo 6 anni non siamo niente, ancora non c'è niente, ma come tutte le robe insomma, no? Diciamo che siamo in un... come si parla del concreto, c'è poco a casa. Burocrazia, certo che la scusa è anche la burocrazia, delle idee molto, molto non chiare, va bene? E dunque siamo questo, siamo tanto si parla ma poco si fa. E dunque vi ringrazio della telefonata, del mi dato spazio e buona giornata. Grazie e buona giornata Franco. Dice sono 35 anni che si parla di Porto Vecchio, Porto Nuovo, insomma Porto Vivo, ma poco si fa, no? Allora, sulla questione mi viene da fare una battuta perché dipende dalla mia esperienza personale. Io sono cresciuto a Trieste, ho vissuto a Trieste fino al 1977, poi a 22 anni sono andato via per motivi personali e di lavoro. E si parlava all'epoca, io avevo avuto anche un po' di esperienza nelle cooperative di facchinaggio, quindi avevo lavorato in Porto Vecchio, e si ragionava sul fatto quale sarà il futuro di questa grande area che ormai sta morendo come porto e che cosa se ne farà. Sono tornato a Trieste 35 anni dopo a vivere, il mio ultimo incarico professionale è stato qui e poi sono rimasto, e quando sono tornato si parlava di che cosa fare di Porto Vecchio. Quindi è probabilmente anche un atteggiamento mentale di questa città, però quello che vorrei dire in risposta all'osservazione dell'ascoltatore è che in realtà la verità è che non se ne è parlato mai abbastanza, nel senso che sono state prese decisioni nelle stanze dei decisori senza confronto con la città. La città sta disperatamente chiedendo di poter dire la sua, di poter esprimere la propria visione di quella realtà, perché quella è una realtà che appartiene a tutti, non appartiene solamente agli assessori competenti o a imprese che in questo momento si sono fatte avanti, ma è un futuro che deve appartenere a tutti e di cui i cittadini devono poter parlare. Vediamo, il caso dell'Ovovia è eclatante, è stata una decisione calata dall'alto, i cittadini hanno cercato disperatamente di dire non siamo d'accordo, però chi di dovere ha deciso di andare avanti a prescindere dal punto di vista della maggioranza dei cittadini. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei, la redazione, gentili ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Ecco, io voglio proporre questo pensiero. Ho dunque sentito molto attentamente
quello che Gentile Ospite ha detto inerente del Porto Francovecchio. Mi piace la sua, diciamo, onestà intellettuale e sociale, però di tutto quello che lui ha detto secondo me non è fattibile, perché voglio ricordare che il Porto Francovecchio è stato rubato politicamente parlando alla città e adesso, diciamo, politicamente parlando si sta facendo una grande ricettazione di quello che è stato rubato alla città. Quello che invece voglio richiamare più alla focalizzazione è il fatto che in un'intervista trasmessa su Tele4 il presidente dell'autorità portuale, il nuovo presidente ha dichiarato che il porto sta cercando nuovi spazi per svilupparsi, cioè praticamente gli sono stati rubati spazi del Porto Francovecchio e adesso sta cercando spazi nuovi per svilupparsi. Portuali proprio. Secondo me la politica, almeno la politica onesta come diciamo del Gentile Ospite, dovrebbe, diciamo, chiedere a gran voce a questi ladri politici di restituire il maltolto della città e di dare questo maltolto, ridare lo spazio del Porto Francovecchio al porto che effettivamente ne ha bisogno per lo sviluppo della città. Voglio ricordare che solo la zona del Porto Francovecchio, ai tempi che furono, dava da mangiare a 15.000 famiglie, ripeto 15.000 famiglie. Ecco, ecco perché non ci sono investitori, perché non tutte quelle delle aziende sono disponibili a comprare delle ricettazioni politiche. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, questo è l'opinione del nostro telespettatore. I motivi per cui Porto Vecchio ha smesso di avere l'utilizzo per cui è nato, perché Porto Vecchio quando è nato era il Porto Nuovo, no? Era stato un investimento importantissimo di un secolo e mezzo fa per lo sviluppo della città. Ma a un certo punto è stato chiaro che non era più in grado di rispondere alle esigenze della logistica come si andavano evolvendo, per questioni di pescaggi, per questioni di agibilità dell'attracchio. E quindi si è stati costretti a spostare la logistica nell'area dell'attuale Porto Nuovo. Le esigenze di sviluppo a cui fa riferimento il Presidente dell'autorità portuale, io non ho letto quell'intervista, quindi potrei dire delle inesattezze, però sicuramente si riferiscono a caratteristiche di recettività diverse rispetto a quelle disponibili in Porto Vecchio. Altrimenti i competenti organi dell'autorità portuale a suo tempo, quando si è venuta la sdemanializzazione dell'area, avrebbero avuto qualche cosa da dire, ma evidentemente non si pensava che Porto Vecchio, l'area di Portovivo, potesse essere una risposta alle esigenze di sviluppo del porto di Trieste, che ricordo in questo momento sono la criticità del porto di Trieste, soprattutto nel tema della movimentazione dei container e quant'altro, che oggi richiedono una tipologia di caratteristiche dell'infrastruttura che sono diverse da quelle disponibili in quell'area. In realtà il tema di fondo invece è proprio il contrario, è proprio perché Trieste si vuole riacquisire quella che è una sua area naturale di sbocco verso il mare, che questa cosa debba essere fatta in coerenza con quella che è la visione di questa città che noi abbiamo per il futuro. Questo è il vero tema all'ordine del giorno, secondo me, in questo momento, ed è un tema al quale purtroppo il dibattito che c'è stato non ci ha permesso di dare delle risposte efficaci e che quindi attraggano, come dicevamo prima, gli investimenti necessari per lo sviluppo. Allora Renata ci scrive invece, torna sul tema delle asfaltature, dice: ho notato che lo stato pessimo di asfalto e marciapiedi in città è aumentato da quando le ditte per l'installazione di fibra ottica o per allacciamenti telefonici ci hanno messo le mani. I tecnici comunali hanno voce in capitolo, si chiede Renata, su questi rattoppi, no, di cui parlavamo prima. Allora, i tecnici comunali hanno sicuramente competenza in capitolo, come ce l'ha l'assessore, come ce l'hanno gli assessori competenti. La questione è che purtroppo anche lì c'è anche probabilmente un tema di pianificazione, no? In tutte le realtà urbane del mondo, quelli che sono cosiddetti sottosistemi, cioè tutte le infrastrutture che sono collocate sotto il manto stradale, sono
ci si interviene con una pianificazione adeguata. Ci sono tutta una serie di aree di soluzioni di tipo tecnico che potrebbero evitare questo periodico ricorso alla rottura di nuova riasfaltatura, anche perché sappiamo perfettamente che l'intervento e la ricopertura parziale del manto stradale in breve tempo provoca un deterioramento del manto stesso se non viene fatto a regola d'arte, seguendo tutta una serie di determinate soluzioni di tipo tecnico che dovrebbero essere messe in campo in quel momento. Però c'è anche secondo me un tema, vorrei ricollegare un po' questo argomento con quello con cui siamo partiti, no? C'è anche il tema di fondo che noi dobbiamo cominciare ad avere un'idea della città, della mobilità nella città un po' diversa e probabilmente capire che girare per strada deve essere fatto in condizioni diverse. Uno dei grandi temi, l'ho detto all'inizio ma poi non ci siamo ritornati su, uno dei grandi temi a Trieste è la velocità di percorrenza degli autoveicoli nelle strade, soprattutto quelle principali, e quello è una delle cause di rischio. Se noi ci aggiungiamo che in quelle strade purtroppo c'è una fortissima movimentazione di mezzi pesanti che non è adeguatamente regolamentata, questi sono tutti fattori che impattano sulla qualità delle strade, della pavimentazione e sulle quali bisogna trovare delle soluzioni di tipo strutturale, che oggi non ci sono e non le vediamo ormai. L'arco temporale di questa amministrazione sta avvenendo e quindi non credo che noi troveremo soluzione a questi problemi in una visione di questa giunta, ma credo che debba essere uno dei grandi temi del dibattito quando noi andremo a rinnovare i nostri amministratori, perché nella campagna elettorale dell'anno prossimo credo che questo debba essere uno degli argomenti all'ordine del giorno. Come pensiamo alla viabilità di questa città, come pensiamo a risolvere le grandi questioni in una città che poi alla fine è piccola. Io per mia postura personale giro a piedi e se quando non posso girare a piedi cerco di prendere l'autobus perché è la maniera migliore per muoversi in città, e quelle sono le questioni su cui bisogna capire la mobilità pedonale in questa città com'è, è adeguata, non è adeguata, a prescindere dal tema dei marciapiedi che sono pieni di buche, ma gli itinerari pedonali sono sempre disegnati in modo da non creare fastidio alle automobili, alle auto, non in modo da rendere migliore la qualità della camminata, soprattutto per coloro che hanno problemi. E si potrebbe continuare con questo ragionamento, ed è su queste questioni credo che bisognerebbe aprire un dibattito politico serio. Il confronto anche in vista poi degli appuntamenti del prossimo anno, delle scadenze elettorali. politiche. Allora, dunque una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, a proposito del Porto Vecchio, mio papà era capo in Porto Vecchio, mio zio era capo in Porto Nuovo. Adesso, strutturato com'è il Porto Vecchio, non è che può portare i container, fare cambiamenti, però tanti anni fa le Generali avevano fatto un'offerta per trasferirsi in Porto Vecchio. Hanno dato, non gli hanno stato dato, hanno portato in Treviso in un posto di lavoro per 4.000 persone che potevano essere assunte qua a Trieste. Bene, e anche le Generali avrebbero fatto qualcosa per il sviluppo del Porto Vecchio. Adesso è inutile, il Porto Vecchio ormai è fissa dimora dei clandestini, che tra l'altro con i clandestini, io andando a fare la spesa la mattina, ne vedo pochi in giro di minorenni, mentre di pomeriggio, l'altro giorno avevo paura a camminare per strada, in piazza in Corso Saban e in piazza Barriera, in Largo Barriera, specialmente poi non parliamo di piazza Garibaldi. Però queste persone che prendono tanti soldi al giorno per questi ragazzi che sono minorenni, bisogna vedere però quanto minorenni sono, perché non li tengono d'occhio? Perché non fanno loro delle posizioni di sicurezza per non farsi, perché la maggior parte di quelli che delinquono sono più che altro minorenni.
Poi tra l'altro c'è la droga, una cosa e l'altra, però non sono controllati e prendono 120 euro al giorno per ogni minorenne e questi soldi cosa fanno? Perché non fanno dei badanti, noi poliziotti, quelli dei privati, che possono guardarli e stare attenti a loro. Poi volevo dire un'altra cosa, fare un appello a dire alle persone che hanno dei giardini, dei balconi, di mettere acqua per questi uccellini che logicamente con queste temperature soffrono la sete. Vi ringrazio, scusate il disturbo, buongiorno. Grazie, buona giornata. Allora, diversi temi. Argomenti molto diversi. Partiamo dal primo, che è quello dell'ipotetico interessamento delle generali. Infatti. Era un'altra era geologica sotto il punto di vista normativo, no? È chiaro che a quell'epoca il porto era area demaniale in Portofranco, quindi non era nemmeno accessibile in condizioni normali. Sappiamo tutti che il Porto Vecchio, quando era operativo, essendo area demaniale in Portofranco, ne era vietato l'accesso a tutti coloro che non andavano a lavorare, le condizioni per accedere erano fortemente regolamentate. È evidente che eventuali sviluppi di questo genere avevano come presupposto una diversa destinazione di quell'area che è avvenuta solamente nel 2015, mi pare che siamo 14, quando con un apposito provvedimento legislativo si è provveduti alla sdemanializzazione dell'area e sono stati presi gli accordi fra comune autorità portuale per la definizione di questi aspetti. È chiaro che una grande impresa come le Generali non può aspettare decine d'anni prima che si risolvano i problemi di questo genere. Il tema vero è perché oggi non si riprendono determinati contatti, determinate iniziative per coinvolgere le grandi aziende sul tema dello sviluppo di Portovivo, ma questo ne abbiamo parlato abbondantemente oggi e quindi inutile tornarci su. Sull'altra questione credo che la signora abbia un'idea un po' distorta di quello che è l'accoglienza dei minori, soprattutto minori non accompagnati. Io ho una visione un pochettino più diretta, perché ad esempio mia figlia gestisce non a Trieste, in Abruzzo, dove noi siamo originari, erano anche 3, adesso sono solo 2 centri di questo tipo. Questi sono dei ragazzi poverini che hanno bisogno di essere seguiti ed accuditi. E i centri di accoglienza di questo genere hanno quei soldi a cui la signora fa riferimento, servono proprio per garantire tutta una serie di attività che sono di tipo scolastico, di inserimento e via dicendo. E non credo che la soluzione ai fenomeni di microcriminalità, che non è automatico, non ci sono, ci sono tutta una serie di studi che dicono che non c'è una diretta correlazione fra i minori non accompagnati e i fenomeni di criminalità a cui la signora faceva riferimento, e soprattutto non dobbiamo trasmettere un nostro disagio di fronte alla presenza di persone che sono un po' diverse da quelle a cui eravamo abituati, con effettive condizioni di rischio. È un tema molto delicato che va affrontato secondo me in maniera molto più attenta che non una chiacchierata di questo genere, perché, ripeto, a mia domanda esplicita, quando noi come quinta circoscrizione, le aree di cui la signora parlava sono tutte parte della nostra circoscrizione, quindi noi siamo perfettamente consapevoli che c'è un senso di disagio, un senso di apprensione da parte della cittadinanza. Abbiamo proprio a questo fine fatto una serie di incontri con l'assessore De Gavardo, con le autorità di pubblica sicurezza, proprio per parlare di queste questioni, ed è emerso che non ci sono elementi che fanno ritenere, che dicono che sia associabile ai minori non accompagnati fenomeni di microcriminalità. È un caso che non c'è, quindi è una convinzione non corretta, un dato di fatto non esistente, che però determina un'apprensione da parte della cittadinanza che dovrebbe essere, che non va affrontata criminalizzando per ragazzi che non sono responsabili di nessun comportamento deviante, ma probabilmente deve essere affrontata
accompagnando questo fenomeno che, ripeto, come dicevo prima, è inarrestabile, non esiste nessuna soluzione politica, tecnica, cosa che potrà impedire a chi scappa dalla guerra, dalla fame, dalla miseria, dalla desertificazione a venire via. E quindi noi quello che dobbiamo fare è creare le condizioni migliori perché queste persone qui trovino innanzitutto un'accoglienza umana e poi si possano essere incluse nel nostro tessuto sociale in maniera da non creare quell'allarme che la signora esprimeva in maniera molto accurata, ma che probabilmente è destituito da un effettivo fondamento, ma è una percezione su cui dobbiamo lavorare in maniera adeguata. Allora, buongiorno carissimi, ci scrive la signora Barbara, vorrei telefonare ma so che farei confusione perché di critica ne avrei tanta da fare. Opere futuristiche di mera fantasia, vedi Ovovia con costi extra. Asilo Roiano, bel de veder ma gestito da privati, immagino cooperative e con forte ricambio di personale perché sottopagati. Incapacità di seguire i banali lavori di riasfaltatura, anche qui torniamo sul tema, con marciapiedi e strade impercorribili, soprattutto se vanti l'uso di una sedia a rotelle. I lavori eseguiti secondo i principi e regole del buon padre di famiglia e formula ormai obsoleta. A voi le conclusioni, scrive Barbara, che insomma è un po' arrabbiata. No? Mi pare che la signora Barbara abbia già chiarito le conclusioni, c'è poco da aggiungere. Vorrei lo stimolo sull'apertura del nido di Roiano. Sì. No? Adesso credo che tutti i cittadini triestini tendenzialmente hanno avuto un respiro di sollievo sapendo che finalmente dopo 2 anni quella struttura è operativa. Non vorrei rientrare nel merito della querel che c'è stata, di cui io sono stato uno di coloro che si è speso per denunciare l'inopportunità della scelta di affidamento a terzi della gestione di quell'asilo. Quello che vorrei dire è che quello lì è un esempio della situazione del sistema delle relazioni industriali, della contrattazione collettiva sul mondo del lavoro, che è una delle cause delle problematiche nel nostro Paese, perché non è pensabile che 2 soggetti che hanno la stessa qualificazione professionale, che fanno lo stesso lavoro, siccome dipendono da soggetti diversi, hanno un trattamento normativo salariale diverso. Questo è il vero nodo, perché se non esistesse la possibilità di pagare diversamente soggetti che fanno lo stesso lavoro, il problema della gestione diretta o indiretta non si porrebbe nemmeno, perché l'affidamento a terzi è stato semplicemente fatto per risparmiare, punto, non ci sono altre motivazioni. Almeno questa è l'unica motivazione addotta. Se poi ci sono dei retropensieri non ci voglio entrare, ma siccome la decisione è stata presa perché così si spende di meno e si è in grado di gestire in maniera più efficiente sotto il punto di vista economico quella struttura, il problema sta a monte. Il problema è che nel nostro sistema paese esiste la possibilità di pagare in maniera diversa e di regolamentare sotto il punto di vista dei diritti le persone in modo diverso, persone che fanno esattamente lo stesso lavoro. Questo è il vero nodo, ed è un nodo di cui la politica, quella con la P maiuscola, dovrà confrontarsi prima o poi, perché altrimenti queste contraddizioni continueranno a presentarsi. Allora, grazie a Carlo De Donato per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci qui a Vi ringrazio dell'invito, l'ora è volata via veramente velocemente, sì. Torniamo all'arsura della città e grazie agli ascoltatori che non hanno avuto la pazienza di seguirci. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il consigliere comunale di Idea Giuliana Mirko Martini.
Tornati in diretta, ecco qui con noi Mirko Martini, consigliere comunale Idea Giuliana, buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Allora, si stava parlando così fuori onda dei temi che sono quelli di giornata, abbiamo visto anche sul giornale, ma l'abbiamo visto con i nostri servizi ieri, è stato inaugurato l'asilo di Roiano, insomma, a 2 anni di attesa, insomma, dal completamento, c'è stato un po' di percorso difficile in Consiglio Comunale, ma poi alla fine, insomma, si è riusciti ad aprirlo anche in anticipo sull'anno scolastico, no? Perché sì, i centri estivi sono qualcosa che le famiglie chiedono molto. Ma non credo che il percorso sia stato difficile, è un problema ad oggi, secondo me, rispetto alla democrazia. Il percorso è stato democratico. Democratico. Cioè, ci sono dei partiti, ci sono dei rappresentanti dei cittadini che sono stati votati per essere lì e per decidere, e nel normale confronto c'era chi voleva farlo in un modo, chi voleva farlo in un altro, e siamo arrivati ad una sintesi che è quella migliore possibile per avere 60 nuovi posti per i bambini nell'asilo nido, per avere un asilo nido all'avanguardia, sicuro, costruito con determinati canoni, perché è stato costruito in maniera tale che un operatore possa avere la sicurezza e il controllo praticamente visivo di tutto l'asilo, ed è una cosa molto importante. C'è dietro poi tutto quello che è il sistema della didattica e del controllo che resta in mano pubblica in maniera solida, perché tutta la parte educativa resta in mano al pubblico, l'avevo detto anche per quanto riguardava in Consiglio, c'è un mio intervento in Consiglio che questo era uno dei punti di Idea Giuliana, che Idea Giuliana voleva portare avanti rispetto all'asilo di Roiano. Abbiamo proposto questa soluzione mista che vuole andare a dare un servizio ma al giusto costo, e quindi questo noi dobbiamo pensare, perché non devo pensare solo all'oggi sul domani, devo pensare una visione di futuro. Una visione fortemente di futuro che non sia statalista, che non pesi solo sulle casse dello Stato, perché se no è normale che il nostro paese vada in default. Invece noi abbiamo dimostrato una responsabilità totale rispetto a quello che è il mantenimento dei costi e soprattutto il mantenimento del debito della città molto molto basso. Questa è una cosa che i cittadini non vedono, non la vedono i cittadini, il fatto che questa città in futuro potrà avere politiche espansive perché qualcuno ha deciso che quel debito andava tagliato. E non è banale, perché se noi continuiamo a fare debito su debito, a dire che ci deve essere solo lo Stato, a dire che i cittadini possono richiedere di tutto, a qualsiasi cosa, tutto è gratis, tutto è dovuto, il mondo è il mondo dei diritti e non c'è il mondo dei doveri, questo diventa un problema. Bisogna trovare soluzioni giuste, e la soluzione giusta è la soluzione che la democrazia dà. So che poi nella narrazione di altri questo non avviene, no? Perché se non la pensi come me allora sei sbagliato. C'è un'altra parte politica che la pensa così. Il centrodestra da sempre è la casa delle libertà, perché noi siamo basati sulle libertà, sui valori, anche Idea Giuliana ha dei valori forti, civici, basati sull'ascolto delle persone, sul prenderci cura delle persone, che non è banale. Prendersi cura in toto delle persone, che significa andare a vedere quelli che sono i bisogni e dare delle risposte, però che non siano risposte a casaccio, che mandino i costi fuori controllo, ma che si prendano cura a 360 gradi del sistema paese. Perché se noi non pensiamo a questo e pensiamo che tutto ci sia dovuto, che tutto possa essere statalizzato, questo porterà il paese allo sfascio. Già in passato si era fatto così e arriviamo oggi con debiti fuori controllo, con politiche che non possiamo fare di espansione. E io faccio sempre questo esempio. Oggi l'abbiamo fatto a Trieste, in passato era stato fatto in Regione Friuli Venezia Giulia lo stesso discorso da Renzo Tondo, quando Renzo Tondo, ormai dimenticato anche, ha fatto il presidente, ha fatto una scelta ben chiara subito, ha detto taglio il debito della regione.
Successivamente Deborah Serracchiani ha mantenuto una politica simile. Oggi Federica ha un bilancio fortissimo, grosso e in espansione. Perché? Perché qualcun altro ha potuto rispettare i parametri, ha potuto mettere paletti e soprattutto è andato a tagliare il debito, e questo credo che è una delle operazioni fondamentali per il futuro. È che il cittadino non la vede, non può dargli concretezza. Io subito, no? Ne parlo sempre qui quando mi è data la possibilità di venire, perché non è banale fare delle scelte accorte. Scialacquare tutto è molto facile dire vi diamo tutto gratis, avete tutto, avete diritto a questo, diritto a quello, diritto a quest'altro, ma poi quei diritti qualcuno li paga. E invece se c'è qualcuno che in modo responsabile dice sì, abbiamo dovuto stare un po' più attenti ai conti, abbiamo dovuto fare però anche domani i vostri nipoti, i vostri figli, perché è di questo che stiamo parlando del futuro di chi oggi è bambino e che non si ritroverà una città ingestibile, si ritroverà una città ben gestita, ma perché qualcuno ha fatto quelle scelte. Allora, una telefonata, buongiorno. Buona giornata dottoressa Laura, al buon Mirko con il ciuffo caratteristico di Idea Giuliana. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Eccoci qua, buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Mirko, so che hai partecipato alla commissione ANCI delle politiche del mare, del demanio marittimo e porti. Trieste è il primo porto per traffici merci. E che novità interessanti puoi raccontarci? Un caro saluto a te e alla tua cara Sofia. Buon lavoro. Grazie Claudio, buona giornata. Grazie allora, Claudio. È importante questo appuntamento, no? Che c'è stato. Sono l'unico partecipante di Trieste a questa commissione ANCI e sembra, perché poi bisogna spiegare anche che cos'è l'ANCI. L'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Che cos'è? È un sistema, diciamo, burocratico, ma allo stesso tempo molto politico, che va a portare quelle che sono le istanze dei territori, le istanze però dirette del territorio, direttamente poi in Parlamento, e vede, diciamo, in anteprima quelle che sono poi le novità legislative che il Parlamento va ad approvare, e ci permette anche di proporre all'interno della Commissione degli emendamenti, delle questioni, e proprio per quanto riguarda la riforma dei porti, io sono stato il primo a sollevare, non sul giornale che lascia il tempo che trova, ma dove deve essere sollevato, perché molti cittadini mi dicono ma non ne hai parlato, ma non... Sì, io ne ho parlato dove serviva a parlarne, dove c'è un verbale, dove ci sono degli atti che ti permettono poi di avere un peso, altrimenti a farlo poi fare la polemica fino a se stessa non porta a nulla. Potrei fare una polemica al giorno, apro il giornale, intervengo su qualcosa a casaccio e faccio una polemica al giorno. Poi le polemiche, andiamo a vedere anche come quella dell'acqua, vengono sempre meno, no? Quando poi c'è stata anche la commissione sull'acqua. Ma torniamo al porto, ringrazio l'amico Claudio per avermelo chiesto. Lì ho portato quelle che sono le peculiarità di Trieste, le necessità di Trieste rispetto alla nuova riforma dei porti, che non deve strappare la nostra autonomia, e su questo sono stato molto molto chiaro, e allo stesso tempo non deve andare a toccare quello che è il regime di Portofranco, di cui Trieste gode, e che se sposti la competenza a un livello più centrale nemmeno lo conoscono cosa sia, no? E quindi diventa problematico. E poi non è che vai a togliere risorse a livello decentrato per mettere a livello centrale, e le necessità, perché questa è una commissione delle politiche del mare, si vedono necessità diverse dei grandi porti, le necessità commerciali e le necessità dei porti più piccoli, che hanno necessità diverse e che quindi portano esperienze diverse sul tavolo. E una cosa che ho chiesto è la partecipazione poi
ovviamente di Trieste, ma delle città portuali più grandi, quelle che hanno l'autorità portuale presente sul territorio, direttamente ai tavoli nazionali, non per porre veti, non deve essere vado lì per porre il veto, ma vado lì per partecipare a una discussione. Se ci sono, io sono stato votato per essere consigliere nazionale dell'ANCI, dall'Assemblea ANCI, e lì porto quelle che sono le istanze del territorio, ma allo stesso tempo devo essere capace di avere una visione globale e portare avanti quella che è una visione globale. Infatti lì ho chiesto che le città con le autorità portuali possano partecipare al tavolo in maniera tale da avere sia le informazioni di prima mano e allo stesso tempo di poter dire la loro qualora ci siano delle problematiche. E credo che questo vada fatto bene per i cittadini, e il fatto che Civica Idea Giuliana, grazie al fatto che io abbia un collegamento serio e sia rimasto sempre leale e creda continuamente in noi moderati e quindi mi dia un collegamento nazionale, vi dà l'idea di quello che è Civica Idea Giuliana, di cosa rappresenta, di quello che è per la città, perché Civica Idea Giuliana non è nata durante un percorso elettorale, non siamo nati in quel momento, siamo nati ben prima perché avevamo un progetto, avevamo una volontà. Infatti c'è stata anche recentemente la cena, che poi è un incontro politico, noi lo facciamo a nostro modo, certo, perché vogliamo che le persone che arrivino si trovino bene, che possano discutere, che possano parlare. Più conviviale, insomma. Sì, ma che non vuol dire butto via il tempo, significa ne discuto in maniera pacifica e soprattutto vado a prendermi cura. Cioè, è uno dei nostri temi il prendersi cura. Carlo Grilli sappiamo benissimo cosa è stato per la città, ma non significa solo tema sociale, significa anche prendersi cura della reindustrializzazione, significa prendersi cura di progetti educativi, di scienza, significa prendersi cura e fare promozione della città. Io vado anche in altre TV e sono l'unico consigliere di Trieste che esce poi dai confini, è la verità, che va poi su tavoli nazionali. Sono stato recentemente in un paesino che ho conosciuto proprio, in un paesino, una cittadina umbra che ho conosciuto grazie proprio a questo tipo di iniziative. Sono stato a Spello e abbiamo potuto parlare lì di Spello, loro verranno qui a Trieste e conosceranno quello che è il nostro sistema. Ho portato a Trieste ANCI Giovani perché Trieste deve esercitare quello che è il suo ruolo di città capoluogo e può farlo, ha tutte le risorse per farlo. Non dobbiamo essere isolati, noi siamo la città capoluogo del Friuli Venezia Giulia ed esercitiamo questo ruolo e in ANCI riesco a esercitarlo molto bene. Ho portato qui più di 60 giovani amministratori di tutta la regione per fargli capire cosa facevamo e apprendere dai vari comuni cosa facevano i vari comuni, e questo significa fare rete, usare quelle che sono le risorse che abbiamo ma in modo intelligente, perché se tutti andiamo in ordine sparso, se tutti non sappiamo cosa andiamo a fare, cosa fa uno, cosa fa l'altro, diventa un macello. Invece se uniti arriviamo a un obiettivo che è quello di prenderci cura del nostro paese, prenderci cura dell'Italia, e per Idea Giuliana, per Civica Idea Giuliana, perché di tanto in tanto mi dimentico questo suffisso, no? Civica, che non è banale, abbiamo scelto di dare questa identità a Civica Idea Giuliana, è quello di prenderci cura del territorio di Trieste. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, un saluto al gentile ospite. Buongiorno. Allora io volevo mettere in risalto l'affermazione dell'ospite che ha appena detto inerente al debito pubblico. Sì. Lo ha definito come una specie di bestia nera, non ha detto queste parole, nel senso era questo. Allora, è da diverso tempo che ormai il centrodestra, come comunicazione politica, è una comunicazione basata su delle minchiate. Perché voglio ricordare che il debito pubblico, così tanto vituperato, tanto così, non è male. Voglio ricordare che Keynes è stato premio Nobel per l'economia proprio basato
proprio basato sulla questione debito, sulla gestione del debito, perché il problema del debito è un po' paragonabile a un padre di famiglia. Se io sono padre di famiglia, devo mandare i miei figli a studiare o a lavorare in differenti cose, è logico che mi indebito per una finalità, diciamo, di ordine sociale. Invece noi assistiamo a due fattori che qua in Italia, diciamo, proprio perché è stato rinunciato al controllo del debito, esattamente nella famosa lettera ripreso alla Costituzione 1980-1981, in cui la Banca d'Italia non comprava più debito italiano. Questo cosa vuol dire? Che tutto il debito prodotto in Italia deve essere venduto a entità finanziarie internazionali. La differenza tra entità finanziarie internazionali e quelle, diciamo, sociali del popolo è che l'entità, per comprarti un debito, detta le condizioni: privatizzazione della sanità, privatizzazione dei servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio ricordare che in Giappone ci sono 250% di debito pubblico, però questo è in mano alla cittadinanza giapponese, sia enti privati, imprese private che pubbliche. Grazie, abbiamo capito insomma i rilievi, però il nostro ospite contestava insomma un po' quello che stava dicendo. Grazie intanto. Si fa un po' di confusione di macroeconomia. Io ho studiato questa materia. Allora, il Giappone finanzia il debito in maniera molto particolare, che usa la moneta per poi poter comprare debito americano in dollari e portare gli americani a investire in Giappone. Loro fanno questa partita di giro qua, infatti sono in grave difficoltà oggi e stanno tagliando quelli che sono i tassi. Non è che se si fa debito a casaccio allora si risolvono le cose, perché sennò l'Italia dovrebbe essere il paese più ricco del pianeta. Abbiamo un debito stratosferico, dovremmo stare come dei nababbi che manco gli svizzeri, e invece non è così. Quindi già qui vediamo un vulnus nel racconto. Il debito lo si usa per creare investimento e io sono d'accordo nell'investire, perché se le aziende non investissero, non creassero debito, non potrebbero creare ricchezza. Ma il debito deve servire a fare degli investimenti mirati che poi portino dei servizi ai cittadini concreti, non per distribuire soldi a pioggia come sia stato fatto col super bonus, che se avessi usato i soldi del super bonus per creare centrali nucleari o centrali elettriche, ad oggi il paese starebbe molto meglio, saremmo già più avanti in quel progetto e avremmo in futuro costi dell'energia minori. Invece cosa è stato fatto? Sono stati distribuiti soldi a pioggia, convinti di fare una marchetta elettorale, che è tipico della sinistra poi, marchettari che hanno creato questo tipo, e poi hanno perso le elezioni. Perché? Perché la gente aveva capito che questo non era un bene per il paese. Invece noi dobbiamo, se andiamo a fare qualcosa a debito, dobbiamo creare debito buono, ma se siamo nelle condizioni di debito fuori controllo o di debito che rischia di schiacciarci, dobbiamo andare a tagliarlo, mettere al sicuro i conti e dopo andare a creare quelli che sono gli investimenti. Quindi il debito italiano è anche questo nelle mani degli italiani. Gli italiani hanno creduto fortemente nel loro paese, ci credono tutt'oggi nel loro paese, e questa è anche una nostra caratteristica, ma è perché noi ci crediamo nell'Italia. E dopo ci sono investitori che vengono qui, che possono venire qui ad investire, possono venire qui a crescere, e grazie al governo italiano il rating dell'Italia è migliorato forte e sappiamo essere un governo di centrodestra che doveva essere, per quanto riguardava la sinistra, il peggior governo della storia dell'umanità, doveva portarci al default totale, e questo non è accaduto. E anche la regione ha un rating molto 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 elevato, e questo cosa significa? Che se noi andiamo a chiedere soldi dobbiamo pagare meno interessi e poter fare investimenti molto più concreti sui territori, ed è questa la forza poi di quella che non è una narrazione ma è la realtà delle cose. Questo è il punto.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità, brevissima pausa, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana, sempre forte il legame, lo diceva prima, con noi moderati. Allora c'è un'altra telefonata in arrivo, la sentiamo subito, poi leggeremo anche qualche mail, ne arrivano di continuo. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno a lei. Mi scuso la franchezza. Ma lei è un personaggio politico imbevuto di liberismo che non ha avuto modo di vivere quello che è stato il periodo del boom economico italiano. E per ragioni anagrafiche proprio. Sulla propria moneta, che quindi non la prendeva in debito come la stiamo facendo adesso. Noi paghiamo i soldi che noi abbiamo, li paghiamo, sono soldi a debito, e il debito crea appunto un qualche cosa che non è utilizzabile in maniera pratica, per cui siamo in questa situazione. Lei si rende conto che l'Italia, quando ha bisogno di fare un investimento, deve emettere un titolo di Stato, il quale deve essere comprato da un pool di banche che è anche molto ristretto, sono 12 banche, viene fatta l'asta e ognuno prende la quota di debito in base a quanto interesse lo Stato è in grado di mettere su quel titolo. Alla fine della contrattazione l'interesse maggiore viene praticamente normalizzato a tutti gli altri titoli che sono stati messi all'asta prima. Quindi il debito pubblico dagli anni 80 in poi è splafonato per questa ragione, perché lo Stato ha rinunciato a controllare l'economia, come è scritto nella Costituzione. La nostra Costituzione scrive che lo Stato deve amministrare quello che è l'economia, perché deve essere favorevole a creare per i cittadini un clima di ben vivere, e non quella situazione che abbiamo adesso in cui l'economia gestisce lo Stato, i cittadini sono schiavi. Lei ha parlato di investimenti di capitali, vengono, investono, si prendono quello che era la parte migliore e poi lasciano la gente senza lavoro e si trasferiscono in un'altra parte. Questo è il liberismo che voi politici avete messo in campo dagli anni 2000 e che ancora oggi non capite che bisogna distruggerlo. Capito, Cina Gino? Ha avuto questa esperienza economica stratosferica proprio attraverso il sistema che avevamo noi in Italia. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Non era d'accordo con questa analisi che fa il signor Gino? Liberismo e liberale sono due cose diverse. Liberale è un'altra cosa. No? Quindi già da questo punto di vista è tutto lì. Ci mettiamo già tranquilli. E rispetto a quello che è la gestione oggi del debito, quello è quello che abbiamo, punto. Abbiamo un debito che ci schiaccia, che non ci permette di poter fare investimenti in maniera seria e concreta, e che ci riduce poi a fare manovre finanziarie da 8 miliardi, 3 miliardi, 5 miliardi. Quando la Germania, quando ha deciso di fare una manovra finanziaria perché stava pagando il suo debito, ha deciso di fare una manovra finanziaria, ha fatto una manovra finanziaria di 65 miliardi. Cioè 8, 6, almeno quasi 5-6 volte tanto una manovra finanziaria italiana, e questo poi porta ovviamente ad un peso di quel paese nel sistema industriale. E sono d'accordo anch'io rispetto però un dato: le aziende che vengono qui e che hanno regimi favorevoli o che prendono soldi da questo paese e che quindi magari distribuiscono dividendi, magari crescono, magari arricchiscono persone, devono
essere portate a restare su questo territorio, non ad arrivare a mettere il paese sotto scacco, dire se non mi dai la cassa integrazione, se non mi dai questo, allora io delocalizzo. E questo però lo si fa quando il paese è solido, quando il paese è forte, quando ha un'economia in crescita, quando ci sono investimenti, allora tu puoi mettere chi vuole venire ad investire qui sotto scacco, altrimenti rischi di essere messo tu sotto scacco, ma questo lo si fa andando ad avere procedimenti celeri, avere una pubblica amministrazione forte, avere una giustizia civile veloce, che quindi se c'è una problematica non serve andare poi a transare, ma si va davanti al giudice e in 5-6 mesi hai quella che è la risposta. Ma questo non lo si fa spendendo soldi a nastro e creando maxi debiti in cui abbiamo dato baby pensioni, e io probabilmente la pensione non la vedrò, ma nemmeno quelli che sono i miei figli, perché altri hanno scialacquato e dato quelle che sono mancette elettorali, perché questo è quello che sono, e lo dico senza alcun tipo di problema. Ci sono persone andate in pensione a 40 anni, alla faccia, cioè grazie, mi piacerebbe anche a me passare molti anni della mia vita in pensione, ma non è così, non funziona così, non può funzionare perché sennò il sistema va allo sfascio. E fortunatamente di tanto in tanto ci sono persone responsabili, ci sono stati politici responsabili che sono andati a sistemare queste faccende e a non dover svendere poi il nostro paese, perché noi siamo ancora un grande paese. Io credo nell'Italia, io ho scelto di vivere qui, ho scelto di vivere a Trieste perché amo tantissimo questa città. Io mi ricordo ancora quando, perché dico 12 anni, ma sono passati di più in realtà, ormai il tempo è passato, ma ricordo il mio primo impatto che dico io poi voglio vivere qui, e ho visto arrivare poi, perché io sono arrivato nell'era dove governava la sinistra e ho visto cosa accadeva. Dopodiché fortunatamente è arrivato Roberto Di Piazza con il centrodestra e ho visto questa città riprendere, ricrescere, rinascere, ripartire, e adesso dobbiamo fare altri cambiamenti, dobbiamo prenderci cura di questa città, dobbiamo andare a riportare qui l'industria, andare a riportare qui le eccellenze, utilizzare le nostre eccellenze scientifiche, perché è un posto unico Trieste per quanto riguarda la scienza, utilizzare quelle capacità scientifiche che abbiamo, ma non solo per creare know-how. Quando io sento che l'università, la scuola deve formare lavoratori, l'università e la scuola devono formare persone, devono formare cittadini, devono formare persone con un pensiero critico su quelle che sono le questioni, e allo stesso tempo non solo rincorrere quello che è il know-how, ma ricorrere anche quello che è il know-why, il perché delle cose, il perché le cose accadono. Noi lo studiamo al sincrotrone, lo studiamo alla Sissa e creiamo ricchezza futura per questo territorio e creiamo ricchezza per il mondo intero, perché le scoperte scientifiche poi diventano di tutti, e questa poi è la forza, no? Che vai a portare, il peso che ha l'Italia, gli studenti ben formati, i migliori del mondo, quelli più duttili, quelli più capaci di ragionare, quelli che poi vanno a fare problem solving, cioè vanno a risolvere i problemi altrove, e sono apprezzatissimi e ben pagati poi. E il peccato è che non vengano poi ben pagati nel nostro paese, perché il nostro paese molte volte perde questa sensazione che ha, questa capacità che ha per rincorrere magari l'euro di domani senza pensare che poi potreste avere centinaia di migliaia di euro dopodomani. E questo però una prospettiva, insomma, no? Sì, ma questo è quello che deve fare la politica, dare prospettive, dare futuro e soprattutto dare speranze, perché se noi ci chiediamo tutto brutto, tutto orribile, tutto che non funziona, finiamo veramente
tutti in difficoltà anche psicologica, cioè è difficile se tutto ti opprime, no? Già il mondo è difficile, ci sono le guerre, ci sono le crisi umanitarie, dobbiamo far fronte a tante cose, ma se lo facciamo anche con lo spirito che domani è tutto finito, diventa un problema molto non indifferente, no? È Invece io lo faccio con uno spirito liberale, io credo tanto nella libertà delle persone e credo anche nella presenza dello Stato. Lo Stato deve avere fiducia nei cittadini e i cittadini devono avere fiducia nello Stato e avere questo patto di fiducia che si è rotto ed è compito. Ed è per questo che tutti mi dicono: ma perché sei andato a creare la Civica insieme a tante persone, a Carlo Grilli, a Roberto Cason, a Federica, Antonella e tanti altri? Perché avete creato questo contenitore che potrebbe anche non funzionare, potrebbe non servirvi a niente? Perché crediamo nel valore delle persone, ci crediamo in quello che le persone possano portare, i contributi che abbiamo, i giovani che abbiamo, perché io non vado più negli scontri tra giovani, non partecipo più a quel tipo di confronti, ma partecipo a quel tipo di confronti per andare ad ascoltare. Per sentire anche se non ho 120 anni, no, assolutamente. sia ben chiaro, però infatti, prima ho un'esperienza, un bagaglio che metto a disposizione. Noi facciamo anche tanta formazione dei nostri iscritti che molte volte penso che mi guardi e mi dicono: ma cosa vuoi da noi, cosa vuoi da me? Ma chi ha una capacità, per esempio Antonella e Federica hanno delle capacità comunicative molto elevate e hanno insegnato anche a me a comunicare meglio, cerca di non gesticolare a caso, cerca di guardare, cerca di dare consigli, no? Perché poi è importante questo, ed è questo Civica Idee Giuliane, per questo invito tutti a conoscerci, a venire e conoscere quello che noi stiamo facendo, quello che noi vogliamo portare avanti su un territorio. Allora, c'è una signora che si chiama Betty, credo, e ci manda anche un paio di foto, poi le facciamo vedere. Invece dice: buongiorno, sono in vacanza a Bibione e ho visto che qualsiasi negozio ha la pensilina per entrare proprio nel negozio. Qui da noi a Trieste è stato fatto notare che un'attività di nuova apertura in centro non è dotata di tale ausilio, in modo che sia i disabili che le carrozzine o gli anziani eccetera possono accedere. Nel 2026 è inaccettabile. Da chi dipende ciò? Dal comune? Si chiede la signora Betty. Allora vediamo se riusciamo ad aprire la foto. Ecco, la foto della pensilina che ci fa capire di che cosa stiamo parlando, no? Un semplice scivolo, insomma, per entrare. Un semplice scivolo, ma quella cosa semplice permette alle persone di poter essere autonome e non una semplicità non banale. Credo che qui a Trieste, dove si riesca, lo si faccia, e poi ci sono dei luoghi proprio dove hai delle strettoie, dove hai dove proprio è difficile andare a obbligare poi l'esercente ad avere quel tipo di ausilio. Ma noi abbiamo fatto una cosa stupenda in consiglio comunale. Abbiamo approvato il PEBA per quanto riguarda una parte della città. E che cos'è? Perché poi sono gli atti che parlano di quello che si va a programmare, di quello che si va a fare, del futuro che si pensa alla città. E anche lì Civica Idee Giuliane è stata protagonista. Abbiamo portato un ordine del giorno molto importante che chiedeva non solo di rispettare i parametri di legge, che magari permettono dei ciottolati, delle cose particolari che però per una persona con difficoltà motorie, che non significa solo una persona in carrozzina, significa persona con difficoltà motorie in generale. Magari anche io posso farmi male una gamba e essere in difficoltà nel camminare. E abbiamo approvato questo piano PEBA per poter andare puntualmente a risolvere ogni problematica nei vari rioni, e questo richiede investimenti costanti che andiamo a fare, ma possiamo programmare perché qualcuno ci ha detto cosa dobbiamo fare, il Consiglio Comunale l'ha approvato,
e adesso abbiamo una strada che possiamo seguire ed è importantissimo che tutti possano sentirsi agevolati nel vivere, perché se una persona è già in difficoltà e poi ha ancora più difficoltà è un problema e questo significa poi prendersi cura della città, perché poi sentiamo sempre una narrazione, ho sentito la narrazione che c'è stata sull'acqua sì. e c'è stato un siparietto molto divertente in commissione. In commissione. Perché in commissione la gente poi non sa cosa succede in commissione, che la sinistra dice noi siamo la coalizione più granitica del pianeta, loro sono separati. In commissione, una commissione chiesta dalla sinistra, il centrodestra stava zitto, da un lato c'era il centro-sinistra dall'altra parte, faceva domande, c'era presente il direttore di Ausir, c'era presente l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro e c'era una parte politica che continuava a fare domande, in maniera tranquilla rispondeva il direttore di Ausir che diceva guardate che gli monumenti non entrano nella bolletta, sono altro, guardate che gli investimenti che sono stati fatti sulle tubazioni, sulle questioni devono essere pagati, in maniera tranquilla. Dopo, sempre a sinistra, fanno una domanda diretta, particolare, e chiedono la gestione in house rispetto alla gestione che oggi abbiamo, secondo la vostra esperienza, fa risparmiare oppure no? Diretta, su così, track. E lì dico, ma questa cosa dovevamo chiederla noi per dimostrare che una di quelle parti politiche sta dicendo menzogne in realtà, no? E invece succede proprio questo. E il direttore risponde, no, le società in house non possiamo dire che facciano poi risparmiare sulle bollette, punto. Cioè dà una risposta molto chiara, dice secondo la nostra esperienza, secondo le esperienze che ci sono in Italia, questo tipo di società non fanno risparmiare. Qual è la città che ha meno peso sulle bollette? Milano. Perché? Spiegano in maniera chiara. Perché è un piano e quindi l'acqua non ha bisogno di essere pompata, perché sulle nostre bollette c'è il peso anche delle pompe che trasportano l'acqua in alto e poi la fanno riscendere, e perché ha tante persone, tanti utenti per chilometro di tubazione. Quindi all'aumento degli utenti il costo di quella tubazione rimane fisso, il chilometro rimane fisso e quindi tu puoi andare a risparmiare, ma quella è per come è fatta, non per le scelte di farlo in house, non in house, e soprattutto dicono l'acqua non può uscire dal campo pubblico, perché c'è una legge del 94 che ha quasi la mia età, un po' meno, un po' più giovanile, ma che ha 30 anni, che dice che l'acqua deve restare in mano pubblica. E allora tutta la gran confusione, il gran casino che era stato creato dalla sinistra, la narrazione, la paura, perché loro hanno capito una cosa, la sinistra ha capito una cosa, che con la paura può conquistare consenso e invece con l'ottimismo rischi quel consenso di non averlo, perché uno che si trova ad avere paura poi fa delle scelte, ma è una narrazione che fanno ed è fuori dal pianeta, perché io ho sempre detto cos'è la sinistra? La sinistra, il 5 Stelle sono i banchi a rotelle e il resto della sinistra PD è quell'albero spelacchiato che trovavamo in Piazza Unità, quella è la loro idea di mondo, quella è la loro idea di pianeta, quella è la loro idea di città. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, poi c'è anche una telefonata in arrivo, ancora un attimo di pazienza, ultima pausa pubblicitaria della mattinata. Rieccoci nuovamente in diretta. Allora, l'ultima frazione di questa puntata di Sveglia Trieste, siamo ancora in compagnia di Mirko Martini, Civica Idea Giuliana, consigliere comunale. Abbiamo una telefonata in arrivo, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Enrico qui, buona giornata Enrico, e buongiorno. buona calura.
Buona calura. Sì, grazie. È vero. Sì, all'inizio si è parlato, mi sembra, di sviluppo portuale nazionale, o sbaglio? Mi scusi? Sviluppo portuale. Sviluppo portuale, sì, come no? Sì, nazionale. Sì. E io qui voglio ricordare, perché molti se lo dimenticano, che in questo momento il porto di Fiume è in piena crescita. È stato giudicato dagli europei come un punto strategico e soprattutto come primo punto di ingresso verso l'Europa centrale e sudorientale, quindi sminuendo quello che dovrebbe essere la funzione di Trieste. Un certo Kai Spencer, che è alla guida di un portafoglio globale di circa 60 terminal in 33 nazioni, ha detto chiaramente che la piena valorizzazione di Rijeka dipenderà proprio dalla realizzazione della ferrovia di pianura e conoscendo gli slavi sono sicuro che loro faranno questa ferrovia, anche perché una volta superati la parte settentrionale del Velebit hanno pianura fino a tutta la Siberia. Anche il porto di Koper, Capodistria, sta vivendo in questo momento una fase di forte espansione ed è in corso un importante ampliamento del cosiddetto loro primo molo, che aumenterà sicuramente la capacità operativa. E quindi concludo dicendo una cosa piuttosto preoccupante. Se Trieste non agisce con celerità, penso che sarà soppressa dagli investimenti che la stessa Europa credo intenda fare verso gli scali sloveni e croati. E questi scali, ricordo, hanno un vantaggio, quello di operare in strutture politiche, a differenza dell'Italia, nelle quali la burocrazia, gli investimenti, i costi di manodopera e le normative di protezione del sistema appalto sono più celeri e più semplici delle nostre. E questo per loro è un grande vantaggio e per noi uno svantaggio. E quindi attenzione, non serve dire che il porto di Trieste è importante, perché potrebbe non esserlo per niente fra 2 o 3 anni. Quindi in questo contesto, e concludo, un'alleanza portuale nazionale con altri porti italiani sarà limitativa, perché dovremo mediare in una distribuzione dei finanziamenti e delle scelte. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie Enrico, buona giornata a lei. È un tema importante, no? Che ho portato prima. È quello che ho detto. Noi dobbiamo essere competitivi a livello internazionale. Il nostro mercato di riferimento è il Nord Europa, perché noi siamo la porta poi per il Nord Europa, certo. Poi qui arrivano le risorse che vanno anche lì, e questo deve restare, deve esserci. Infatti grazie poi al centrodestra abbiamo sbloccato quello che è il progetto, il nuovo progetto di Servola sul Porto. Non è banale, non è banale quello che stiamo facendo, atteso, no? Questo sblocco dei fondi. Esatto, ma anche gli investimenti che abbiamo portato qui poi rispetto all'Ungheria, che legano. Noi abbiamo una struttura importante, la stiamo ampliando a livello ferroviario, ed è vero, noi dobbiamo a livello strategico capire cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare e restare comunque centrali. Adesso lo Stato ha investito molto nella zona ad ovest del paese, abbiamo investito molto nel porto di Genova, sta investendo molto per i collegamenti con la Francia, ora dovrà investire anche nel nord-est, che non dobbiamo essere solo una chimera che esiste e non esiste e la chiami quando serve, e questo lo dico sempre. Io sono fortemente convinto che i territori siano un valore aggiunto e non un disvalore, ed è per questo che qui abbiamo voluto una civica che si occupi del territorio, che si prenda cura di questo territorio, ed sono le motivazioni che poi vanno, che ci portano a fare politica, a fare amministrazione, adesso a livelli un po' più bassi rispetto a questi, ma siamo intervenuti per quanto riguarda Porto Vivo e il project che c'è lì, siamo intervenuti nei vari project in giro per la città, e sì, magari la burocrazia è difficile, magari ci sono molte cose, però se sappiamo valorizzarci poi possiamo crescere
assieme e questa è la cosa più importante, avere un progetto comune, andare avanti e non avere sempre una narrazione disfattista di tutto. Ma arrivano le grandi navi, inquinano. Stiamo elettrificando a giugno, luglio, dovrebbero finire l'elettrificazione delle banchine, quindi non avverrà più questo. Ma se le riprenderà Venezia e viene il presidente del porto di Trieste a dire no, Venezia non se le riprende, dobbiamo noi gestirle e diventare un hub importante per poi portare economia alla città. E c'è un'altra parte politica invece disfattista costantemente, il turismo è overtourism. No, non esiste l'overtourism a Trieste, non c'è. E questo l'hanno detto all'Università di Trieste, non è che l'abbiamo detto noi perché stamattina ci siamo svegliati e diciamo che non esiste l'overtourism. L'hanno detto i dati in maniera chiara e quello che noi dobbiamo fare è portare anche quel turismo nei rioni, ma quella cosa a cui ci tengo di più. Quindi governare un po' il fenomeno. Esatto. No? Ma per governarlo lo devi avere il fenomeno, perché se non ce l'hai non governi niente, cioè non parti neanche se non fai partire la macchina, non è che rallenti alla curva, sei ancora fermo in piazza, cioè detta in maniera diretta. Comprensibile a tutti. Sì, perché è questo poi, no? Invece se la macchina sta andando, l'hai fatta partire, vedi che c'è la curva, rallenti, sistemi e non vai via la dritta. A proposito di biciclette invece, più che di macchine, visto che prima abbiamo intravisto la notizia del sindaco di Gorizia Ziberna, al quale va la nostra solidarietà, al quale è stata rubata la bicicletta, e che rubà la bici al sindaco e Gavolu la bicicletta e adesso non pedala più. Grazie ancora a Marco Inglaro per la vignetta sempre d'attualità. Grazie, insomma, questa è la notizia. Ma sulle bici invece, anche lì Civica Idea Giuliana ha fatto un intervento importante grazie ai nostri giovani che si impegnano e dico la verità, stiamo creando assieme un documento poi da portare come mozione in Consiglio Comunale, ma i miei impegni poi mi portano a rallentare la cosa, però è una promessa perché siamo presenti nelle istituzioni, quindi ascoltiamo i nostri iscritti, ascoltiamo i cittadini e portiamo le loro proposte poi effettivamente nei consessi dove devono stare. E adesso faremo una cosa, ci metteremo a testa bassa per strada a farci conoscere, a parlare con le persone, andare veramente, cioè un animaletto che mi sta, andremo a parlare con le persone nei rioni, andremo a ascoltare quelli che sono i bisogni effettivi per poi dare risposte non immediate ma concrete, che sono due risposte diverse, perché noi non abbiamo mai fatto quel tipo di proposte tanto al cubo, no? Dal civico 5 al civico 8 di via tal dei tali devi asfaltare. Ma perché dal civico al 5 al civico 8 e dall'8 al 9 no, dal 9 al 10 nemmeno? E quanto ci metti? Beh, tanto al cubo, 10.000, ma servono quei 10.000 oppure no? No, non mi interessa, intanto io ho detto a quel cittadino, mi sono andato a prendere un voto, perché gli ho detto io te lo propongo, sono loro brutti e cattivi che dicono no. Invece la politica, l'amministrazione, amministrare una città, significa prendersi la responsabilità di dire abbiamo questo tipo di risorse, dobbiamo distribuirlo in maniera coerente, in base a delle priorità, e abbiamo fatto una scelta ben chiara anche nell'ultimo bilancio, abbiamo messo più di 3 milioni di euro, se non sbaglio, di risorse per quanto riguarda le strade. Una notizia, il mio paletto in giardino, perché ci ricordiamo che avevo voglia di passare con un flessibile, è stato tolto, ringrazio gli uffici per averlo fatto. No, fa ridere che poi uno parla di porto, di sviluppo, di Porto Vivo, di Porto Vecchio, di start-up, corre dietro agli hub internazionali, a tutte queste cose, però resta anche la problematica del paletto. Il paletto, certo. Che non è banale, ma noi... Allora. Poi la gente mi dice sei austero, no? Come persona. Sì, perché molte volte mi ritrovo poi a girare in giro per la città, chi non mi conosce e magari le persone che mi vedono qui poi mi si avvicinano, vedo che mi si avvicinano con un determinato
come dire, ma questo come mi risponderà, bene o male? E dopo mi conosco e mi dico, ma tu non sai come ti vediamo, magari come duro, aggressivo in televisione, oppure tanto tecnico, perché una persona mi ha detto, tu mi hai detto un sacco di cose, non ti ho capito, devi farmi capire quello che dici, e tutti questo tipo di suggerimenti mi servono, veramente servono per essere un amministratore migliore per la città. Veramente parlare con le persone serve. Ecco, c'è subito una segnalazione da parte di una signora che si chiama Marina e dice: buongiorno, ancora non vi è alcun attraversamento pedonale nel tratto che va tra la ex Marinella e il bivio, quindi Barcola, prima dell'ingresso nella strada costiera, nemmeno in prossimità delle fermate dei bus, la gente attraversa con grave pericolo, per favore si provveda, dice Marina. Marina ha pienamente ragione. E lì c'era una problematica, adesso non mi ricordo, me l'avevano spiegato, e purtroppo di solito sono quello degli spiegoni, ma adesso non riesco a recuperare questa informazione, ma lì c'era un motivo per cui non era stato fatto, ma adesso penso che con l'investimento che stanno facendo lì degli imprenditori, perché quel luogo è stato comprato, c'è la notizia, verranno fatti investimenti, e spero che quegli investimenti siano importanti, siano concreti, siano immediati. Di sicuro anche in questo caso poi il Comune provvederà anche a quel tipo di attraversamento. Abbiamo cambiato sul rione di San Giacomo, dove stiamo mettendo telecamere, dove stiamo portando avanti anche quella che è la sicurezza, abbiamo cambiato l'incrocio mettendo i semafori in via dell'Istria, che oggi è diventata la normalità, sì, ma l'abbiamo fatto, è stata una scelta farlo. Una delle cose che adesso mi preme è quella di sistemare l'area giochi, perché qualche balordo è andato a deturparla. Purtroppo non lo posso pigliare a schiaffi, c'è il codice penale, non si può fare, e quindi però devo comunque andare. La tentazione. Sì, molte volte c'è la tentazione di questo, però non è questo il modo e il metodo. Esiste la giustizia che farà il suo corso, ma allo stesso tempo lì, quando poi metteremo le telecamere in maniera un po' più massiccia di oggi, dobbiamo andare a rinnovare, non a rinnovare perché è già stata rinnovata, c'è il pavimento anti-urto, c'è tutto quello che serve, andare a raggiungere quei giochi che sono stati veramente distrutti, e quello è un impegno che mi sto portando avanti. Una di quelle piccole cose come il paletto, non sono piccole cose, perché sommate tutti insieme diventano una grande cosa, diventano qualcosa di grande, come la proposta che poi abbiamo fatto sempre come Civica Idea Giuliana di cambiare quei tabelloni con i cartelloni che uno va lì con la colla, butta colla per terra, viene un macello, e di cambiarli mettendo schermi. Con un investimento nostro poi ci sarà un introito, perché chi vorrà fare la pubblicità lì potremo gestirla in modo diverso e avere una città allo stesso tempo più ordinata, più pulita, e questi schermi di media, portando elettricità, portandosi internet dietro, portando tutto quello che serve, li puoi utilizzare anche per fare sicurezza, perché impianti sopra le telecamere. Anche la convenzione che abbiamo fatto con la Polizia di Stato per l'utilizzo delle camere del Comune non è banalità, è una cosa importante che si fa poi nella direzione sicurezza, e tutto deve andare tutto insieme. Oggi siamo partiti parlando di porto, abbiamo parlato di quelli che sono gli investimenti, abbiamo parlato della crescita industriale, abbiamo toccato anche l'argomento Porto Vivo, abbiamo parlato di futuro e di politica. In un'ora abbiamo fatto una carrellata veramente quasi su tutto, e questo è importante poi per i cittadini, per capire chi hanno davanti e sentirsi o no rappresentati. Ricordo che c'è un professore con cui di tanto in tanto parlo, che mi incontra per strada, che mi ha sempre spronato nel laurearmi. Ora gli dico, mi sono iscritto anche a un master perché ci teneva che seguissi il mio percorso, perché poi anche la preparazione di chi va ad amministrare è importante, avere gente preparata, avere gente
che può dare risposte concrete, che non è solo le tipologie di politici sono tante, c'è il politico da cantiere, il politico da osteria e poi il politico istituzionale, che è quello che poi dà le risposte, perché non si tratta solo di andare a chiudere la singola buca e fare la foto alla singola buca, perché di buche ce ne sono tante, ne possiamo fotografare tante, ma quello è quello che deve fare normalmente il sistema dell'amministrazione. Non deve essere qualcosa di straordinario, hanno chiuso la buca o hanno tolto il paletto. Non deve essere straordinario togliere un paletto marcio. Non è straordinario, è ordinario, bisogna farlo, punto. Quello che noi dobbiamo fare invece di straordinario è investimenti sul Porto Vecchio, investimenti sulla città, ripensare la città, attrarre industria, finanziare le start-up attraverso l'urban center, creare il collegamento tra comune, istituzioni nazionali, parlare di porto, sollevare i temi importanti. Questo è quello che dobbiamo fare, pensare agli investimenti sul sociale in maniera organica, dare le risposte e fare qualcosa che credo che sia veramente prendersi cura di una comunità. Perché oggi, l'ho detto molte volte, mi ritrovo sempre poi a fare gli spiegoni uno dietro all'altro, però è importante questo e per quello ci credo in quello che stiamo facendo, in quello che Civicchia Giuliana vuole portare avanti, in quello che porta avanti Noi Moderati a livello nazionale. Dopo è difficile portare avanti questo tipo di politica della responsabilità, però se non c'è questa parte di responsabilità poi è difficile, perché alla fine anche chi parla per slogan, chi prende accozzaglie di gente che non sa nulla, perché è un leader, perché è un simbolo davanti, e quindi poi entra la qualunque dentro facendo 1000 trasformismi politici che uno dice ma prima dicevi A, oggi dici B, prima è questo. Sì, magari prenderanno anche molti più voti, però poi quando si tratta di governare e arrivi alla prova del governo ti ritrovi in maniera totalmente diversa. Abbiamo visto anche la trasformazione del nostro Presidente del Consiglio, che ho apprezzo tantissimo, però è passata da una politica di opposizione dove poteva un po' di più urlare, poteva un po' di più criticare certo. e fare meno le proposte, a fare le proposte, a pensare alla famiglia, a tagliare il cuneo fiscale, ad avere una politica sugli investimenti, e ovviamente non è che diventi più moderato, ma credi ai dei valori in cui credi, e noi i nostri valori centrali ci sono i paletti veri, la famiglia, il futuro, le tradizioni, la cultura, ci sono. Tutto il centrodestra ha questi paletti ben saldi da portare avanti, i diritti, la libertà delle persone, e poi dobbiamo arrivare con le varie sfaccettature a risolvere quelli che sono i problemi e a creare poi un paese veramente per il futuro. Per il futuro. Mauro torna sul tema del porto, dice: ricordo all'ospite che è stato il centro-sinistra a portare Zeno D'Agostino come presidente del porto, incentivando enormemente il traffico portuale. Il centrodestra insisteva con Monassi. Un attimo, il decreto che ha portato Zeno D'Agostino a Trieste lo ha firmato Maurizio Lupi. Cioè il ministro dei trasporti che ha portato Zeno D'Agostino qua, che ha firmato, quello che si è preso la responsabilità della firma e della scelta, è stato Maurizio Lupi. Andate a vederlo, perché ricordo che Lupi ha fatto un intervento assieme al sottoscritto quando c'era il problema di scegliere il presidente del porto, aveva chiesto in maniera forte, e qualcuno aveva detto ma tu cosa c'entri col porto di Trieste, che sei di Milano? In realtà la scelta l'aveva fatta lui come ministro delle infrastrutture. Quindi Zeno D'Agostino è stato un grande manager, ne abbiamo avuto bisogno. Oggi abbiamo comunque una persona seria con Salvo, che è un grande manager, che ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda l'aeroporto, e spero che riesca a fare
anche un grande lavoro sul porto di Trieste, ma infatti già adesso si vede il primo risultato, lo sblocco di Servola, perché lui è arrivato e ha capito subito che doveva puntare tutto su quello e tac, è andato lì, ha detto io mi occupo, vado anche nelle varie commissioni, nelle varie trasmissioni, nelle cose, perché perché gli ho parlato e mi fa sì, gli avevo parlato della commissione ANCI, mi fa ci sono 1000 commissioni, che uno poi corre dietro le commissioni e non riesce a fare il suo lavoro. E io mi ero messo a disposizione. Poi l'ho rimbeccato, gli ho detto anche le commissioni sono importanti, non solo... Assolutamente. Perché poi ci può essere questo tipo di scontro, però ha ottenuto un risultato importante. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io ringrazio Mirko Martini, lo invito a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. L'invito è sempre gradito e quando posso vengo sempre, grazie. Benissimo, grazie, buon proseguimento e buon lavoro. Noi con Sveglia Trieste torniamo naturalmente domani mattina alle 7 puntuali e vi do appuntamento invece ai prossimi appuntamenti con l'informazione su Tele4. Grazie a tutti e buona giornata.